bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Entriamo in diretta anche per questo sabato 18 novembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Non possiamo non iniziare dal caso di questi giorni, di queste ore. Il Veneto tutto è in angoscia per le sorti di Giulia e Filippo. Dopo le novità delle ultime ore, la svolta di ieri con Filippo Turetta, che è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Scatta oggi il 7° giorno di ricerche consecutive. L'area più attenzionata è quella di Piancavallo, lago di Barcis. Fra poco ci collegheremo in diretta proprio con il lago di Barcis con il nostro Fabio Fioravanzi, ma prima passiamo in rassegna tutti i luoghi di questo caso, di questo vero e proprio giallo. Iniziamo con Anna De Roberto che si trova a Torreglia con Federico Cibotto. Torreglia che, come sapete, è il comune, il paese dove risiede la famiglia Turetta. Anna, buongiorno. Sì, Christian, eccoci, buongiorno. Sì, siamo qui davanti alla palazzina che ospita l'appartamento in cui vive la famiglia Turetta che tra l'altro questa mattina non è in casa. Papà Nicola è uscito molto presto, riferiscono i colleghi, non c'è nessuno in casa ormai da ore e in questo momento, mentre vi stiamo parlando, si sta tenendo un incontro tra la famiglia e l'avvocato di Filippo, Emanuele Compagno. Un incontro dunque che non è avvenuto in casa, probabilmente anche per cercare di sviare le interviste dei giornalisti che sono tornati copiosi anche questa mattina. Ci sono praticamente tutte le testate nazionali e quindi c'è un incontro che si sta svolgendo in questo momento mentre vi stiamo parlando. Ancora non è dato sapere dove, tra la famiglia e l'avvocato. Ci sono due cose che cercheremo di capire nella giornata di oggi, ovvero se sono stati posti sotto sequestro degli oggetti di Filippo ieri durante la perquisizione che è durata diverse ore in questo appartamento, quindi se hanno portato via degli oggetti di Filippo che possono in qualche modo svelare nuovi scenari di questo che giustamente, come hai definito tu, è un vero e proprio giallo. E poi la seconda cosa è questo video. Ieri l'avvocato ha chiaramente detto che il video, che oggi è in mano alla procura ed è secretato come gli atti, non è ancora stato visionato, e questa mattina l'avvocato Emanuele Compagno è andato dai carabinieri proprio per iniziare la propria attività. Ricordiamo che è stato nominato ieri come legale d'ufficio di Filippo e quindi non della famiglia Turetta che potrebbe volersi avvalere anch'essa di un supporto legale. Queste sono tutte notizie che cercheremo di scoprire nella giornata di oggi. Noi resteremo qui anche perché attendiamo di parlare con l'avvocato per capire che cosa si sono detti i contenuti dell'incontro con i carabinieri e capire insomma quando anche lui riuscirà a toccare con mano, a vedere questo famoso video che come abbiamo già ampiamente raccontato ieri proverebbe che c'è stata una violenza pare anche abbastanza feroce nei confronti di Giulia nella zona industriale di Fossò. Noi ieri nel corso della nostra edizione straordinaria abbiamo sentito Emanuele Compagno, che subito appunto si era messo in contatto con la famiglia e che fin dalle prime battute aveva escluso ogni forma di premeditazione. E poi c'è un altro ingrediente, l'ingrediente è la conferma che arriva dall'Università di Padova del fatto che Filippo abbia chiesto un sostegno psicologico. Non siamo ancora in grado di sapere se poi ne abbia davvero usufruito, se poi questi colloqui offerti gratuitamente dall'Università di Padova siano stati fatti. Può anche essere che alla fine lui non si sia mai presentato, ma questi sono altri dati che stiamo cercando di carpire in queste ore. Vi facciamo vedere il servizio, vi facciamo ascoltare le parole dell'avvocato Emanuele Compagno e poi ci rivediamo qui per darvi gli ultimi aggiornamenti.
se ci fossero state delle intenzioni cattive non ci sarebbe stato questo riaccompagnamento a casa, se c'era l'intenzione di far del male alla ragazza. Il loro rapporto nel corso degli ultimi mesi era un rapporto tutto sommato sereno, si cercavano anche reciprocamente, non avevano, diciamo così, avuto screzi, sì, c'erano quell'atteggiamento di gelosia classica di ragazzi di 20 anni che si cercano spesso, si mandano spesso messaggi. Esclude la premeditazione l'avvocato Emanuele Compagno, assegnato d'ufficio a Filippo Turetta all'indomani dell'apertura di un fascicolo che lo vede indagato per tentato omicidio. La dinamica la esclude, ne è convinto. Significa che la premeditazione non c'è, altrimenti avrebbe attuato un metodo diverso. Quindi è evidente che quello è un caso eccezionale, è un evento che è successo, una fatalità. L'avvocato, che ha incontrato ieri pomeriggio per la prima volta la famiglia Turetta, non ha ancora potuto visionare il video in mano alla procura che confermerebbe la violenza perpetrata da Filippo sulla ragazza anche quando era ormai a terra, così come il tentativo di impedirne la fuga. In queste ore intanto arriva anche la conferma da parte dell'Università di Padova del fatto che Filippo si fosse rivolto al servizio di aiuto psicologico offerto gratuitamente dall'Ateneo tramite il Centro Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici in collaborazione con ESU. Ne aveva fatto richiesta, sì, ma non è confermato se poi ne avesse effettivamente usufruito. Il legale, nominato soltanto ieri, ha diffuso il suo numero di cellulare affinché Filippo, magari nella difficoltà di rivolgersi direttamente alla famiglia, possa contattarlo. Tutti quanti pensiamo che le soluzioni, anche le più drammatiche, vengono comunque messe in conto in un senso o nell'altro, che possono riguardare solo Giulia, che possono riguardare anche lui, quindi i pensieri che ci possono balenare sulla testa sono difficili da affrontare, da pensare e in qualche maniera da interiorizzare. Però quindi l'unico modo per affrontare questa vicenda è quella di sperare che Filippo possa tornare, ecco, insieme a Giulia. C'è un altro dato che vi diamo e sono delle dichiarazioni che ha reso l'avvocato Compagno questa mattina all'alba all'agenzia di stampa La Press, che riguarda il cellulare che è stato confermato, è stato disattivato, è spento il cellulare di Filippo, ma i messaggi che sono stati recapitati, Elena, sorella di Giulia, ha provato a mandare dei messaggi, poi anche ovviamente mamma e papà e fratello di Filippo, e comparirebbe la doppia spunta grigia, quindi non spunta blu, il messaggio non è stato visualizzato, ma il messaggio è stato recapitato. La doppia spunta grigia significa che il messaggio è stato recapitato, anche questo è un mistero. L'avvocato ha detto che comunque il cellulare è agganciato ad un server, che quindi consentirebbe comunque, nonostante il telefono fosse spento, di ricevere dei messaggi, ed eventualmente che se ci fosse un WhatsApp web aperto, quindi un cellulare collegato ad un computer, possono essere visionati. Anche queste sono tutte cose che cercheremo di carpire, per le quali si cercherà di trovare conferma non appena raggiungeremo l'avvocato. Noi qui da Torreglia ci fermiamo, se ci sono novità ovviamente chiederemo la linea. Anna, grazie infinite, grazie a te Federico Cibotto per tutti questi approfondimenti e questi dettagli. Non è un fatto secondario, non è un dettaglio quello del telefonino, ma c'è un ulteriore tassello che possiamo aggiungere. Ieri sera, nel corso di una nostra diretta, il cugino di Giulia ha avanzato un'ipotesi, una suggestione, la comparsa, l'utilizzo da parte di Filippo di un secondo telefonino, magari non tracciato. Vi farei sentire le parole esatte di Giovanni, il cugino di Giulia. Io tuttavia sono ancora fiducioso che Giulia, insomma, nonostante magari non stia bene, sia ancora viva, perché appunto finché, non so come spiegarlo, però io sento qualcosa qua, e questo qualcosa mi dice che Giulia è ancora viva e che comunque ci sta pensando, e io finché non sento che qualcosa si rompe qua, io ho questa convinzione. Sì, insomma, è stata una giornata intensa,
perché sì, le novità sono state tante, purtroppo non sono state piacevoli affatto, però comunque dobbiamo tenere appunto l'attenzione alta e i nervi saldi, perché questi ci permettono di restare lucidi e di continuare appunto ad essere di aiuto, ecco. Io ho visto Filippo un paio di volte, una a casa mia quando è venuto a prendere Giulia per andare a fare un giro assieme, avevo visto la sua macchina e sono anche in grado di dire che lui non era molto bravo a guidare, la macchina gli era anche morta nel cortile e insomma non avevo visto particolare esperienza nella guida, nonostante magari avesse la patente da un po' di tempo. Poi l'ho visto un'altra volta al compleanno di mio cugino Davide, proprio in questa casa. Eravamo usciti col cane, avevamo parlato, avevamo scherzato, avevamo mangiato la torta assieme. Sì, ho visto un ragazzo come tanti, quindi non voglio soffermarmi sul fatto di quanto una persona potesse essere magari decifrata prima, ma appunto qui si tratta secondo me di un momento appunto di collera, di un momento in cui magari una persona non è più stata in grado di vederci. Voglio sottolineare che... Quindi tu non lo credi capace di aver organizzato tutto? Questo non lo possiamo sapere, però io sono sempre fiducioso nel fatto che non sia così e che non fosse una cosa premeditata. Tuttavia, appunto, ci tengo a dire che non è importante quello che è successo e che noi come famiglia siamo pronti a perdonare Filippo qualsiasi cosa abbia fatto. E voglio che tu stia sereno, Filippo, perché sia io che i tuoi genitori e tuo fratello sono pronti a perdonare, a passare sopra questa cosa, ok? A noi basta che tornate a casa e che tu ci riporti Giulia, ok? Poi ci sarà, insomma, qualsiasi cosa sia successa, anche se lei magari non sta proprio bene, c'è la possibilità di recuperare, poi Giulia starà bene e potremo, insomma, andare avanti, magari festeggiare prima la sua laurea, poi la tua, insomma, non preoccuparti, però l'importante è che vieni a casa e che venite a casa. Ci sono dei nostri pensieri che magari si riveleranno veri, bisognerà capirlo, ma secondo noi ci deve essere un altro telefono. Questo è tutto quello che posso dire, ma non ne siamo sicuri, però ci sono delle cose che ce lo fanno pensare. Ecco, E anche perché il telefono di Filippo risulta irraggiungibile, ma comunque parte dei tragitti che sono stati fatti con la macchina sono uguali, proprio corrispondono tratto per tratto agli itinerari di Google Maps, e quindi sicuramente si può essere servito di qualsiasi dispositivo dotato di connessione ad internet o con delle mappe scaricate che corrisponde a Google Maps. come mai avete questo sospetto? Beh, l'ho detto, per la questione dell'itinerario. Potrebbe essere un telefonino caricato con una SIM a credito che si può trovare dai tabacchini, ok? Quindi insomma è una nostra idea. Ovviamente se qualsiasi persona, un amico, un parente sa qualcosa, ecco, ce lo dica, perché potrebbe essere una chiave di svolta, ecco, perché avremo un indirizzo certo di dove si trova, ecco. Voi capite che questo potrebbe fare la differenza, l'esistenza di un secondo cellulare che avrebbe aiutato Filippo nella fuga lungo il percorso, lungo il tragitto. C'è un video predisposto da Francesco Ceron, molto significativo. Ve lo mostriamo. Questo è il percorso sostanzialmente fatto da Filippo immediatamente dopo l'aggressione, a questo punto ai danni di Giulia. Lo vedete, questo è il percorso, diciamo così, tracciato. È molto significativo, è un percorso lungo, è un percorso complesso tra strade di montagna, quindi si passano diverse province, Venezia, Padova, Treviso, si sconfina poi nel Pordenonese, si rientra in provincia di Belluno e di lì fino alla Val Pusteria. Ecco, questo tracciato Piancavallo, l'area che adesso è battuta con Barcis, Longarone, Palafavera e Ospitale, non Ospitale di Cadore, ma Ospitale, che è una frazione che si trova sopra Cortina d'Ampezzo. Poi appunto
Filippo, che oltrepassa il confine tra le province, arriva in Alto Adige, in Val Pusteria, a Dobbiaco, a San Candido. E a San Candido c'è l'ultimo frame confermato un po' da tutti, anche dal legale di Filippo, Emanuele Compagno. Quindi l'ultimo passaggio al momento certo è quello di San Candido, e poi il ragazzo si trova in Austria, è andato in Austria e poi è ritornato indietro e si è rifugiato da qualche parte. Insomma, sono tutti interrogativi aperti. Io vi mostro la pagina del Corriere della Sera. Giulia tenta la fuga, Filippo la colpisce e la carica inerme sull'auto. Cosa si vede nel video? I primi ieri a diffondere la dinamica di quanto successo sabato sera in zona industriale a Fossò sono stati i colleghi dell'ADN Cronos. Da lì vari fatti sono stati confermati dagli inquirenti, dagli avvocati. È ovviamente un puzzle. Il Corriere della Sera, lo vedete, fa anche una sorta di ricostruzione per immagini rispetto a quello che si è visto nei vari capi di imputazione. Quindi non sono ovviamente le immagini reali, le immagini di questo video, le immagini che l'avvocato Emanuele Compagno, l'avvocato di Filippo Turetta, ha chiesto di visionare ai carabinieri. Anche questo ovviamente è un fatto. E quindi questo è il tema che al momento è al centro degli inquirenti, dell'attenzione degli inquirenti. Fra poco andremo a Vigonovo con Anna Maria Parisi e Francesca Pezzo, fra poco si collegherà con noi. Andremo anche tra l'altro sul lago di Barcis con Fabio Fioravanzi. Chiedo alla regia se qualcuno è pronto. Tony? Siamo pronti con Anna Maria Parisi, che si trova per l'appunto a Vigonovo con Francesca Pezzo. Anna Maria. Sì, sono a Vigonovo e vediamo con le immagini di Simone Merlo, Christian, la casa di Giulia con il cane veramente agitatissimo, è tutto un viavai di gente. Appena entrato il fratello del papà di Giulia, vediamo la sbarra che si alza e si abbassa perché è un viavai di gente che sta transitando qui da questa mattina. La notizia è stata confermata, il cadavere ritrovato sul lago di Barcis e quello di Giulia. Questa mattina le ricerche si sono concentrate particolarmente lì, non soltanto con i droni ma anche con i cani molecolari. È stato proprio un avvicendamento interforze, una concentrazione di uomini delle forze dell'ordine proprio attorno al lago, ed è da lì che appunto è arrivata questa terribile notizia che nessuno di noi avrebbe voluto dare, cioè il ritrovamento del corpo privo di vita di Giulia. Quindi lo possiamo confermare, ci dicevano anche i colleghi. Maria. Sì, la notizia è confermata e arriva da fonti investigative, l'hanno ritrovato i sommozzatori. E la cosa che ci dispiace è che sembra che la famiglia lo abbia saputo più che altro dalla stampa o comunque abbia avuto la conferma proprio dalle dirette che vengono date incessantemente nel corso di questi ultimi 7 giorni. Adesso mi dicevano anche le colleghe della carta stampata che sono qui vicino a noi insieme a quelle delle altre TV nazionali. Ecco, vediamo il papà di Giulia che si sta avvicinando a casa. Certo non abbiamo cuore di avvicinarci perché con una notizia del genere non vogliamo certamente fare la parte
dei cronisti che si avvicinano per catturare una notizia, ma diamo priorità alla persona, in questo caso anche alla dignità della persona, e preferiamo per il momento lasciarli tranquilli, aspettare che si avvicinino loro a noi. Questa mattina, tra l'altro, dicevo, la sorella di Giulia, Elena, rispetto alle volte precedenti in cui usciva e parlava normalmente, è uscita addirittura scortata e col volto completamente coperto, per non parlare con noi della stampa. Insomma, le notizie si rincorrono, una smentisce l'altra. L'unica notizia certa è che perdonami, solo un attimo, chiedo alla regia se contemporaneamente possiamo mettere anche le immagini che arrivano in presa diretta dal lago di Barcis, se è possibile, altrimenti ci colleghiamo fra pochissimo con Fabio Fioravanti che si trova sul posto. Dicevi, Anna Maria, perdonami. Sì, dicevo che le notizie sono tante, si rincorrono l'une con le altre, in merito anche agli avvistamenti di Filippo, che a questo punto, su cui ricordiamo urge un mandato di cattura europea, con l'accusa che fino a poche ore fa era di tentato omicidio, ma visto il ritrovamento di Giulia priva di vita, esanime, priva di vita, certamente ora le accuse sono cambiate, e quindi l'unica notizia certa, dicevo, rispetto a quelle incerte che militano su Filippo, è che è stato ritrovato il corpo privo di vita di Giulia sul lago di Barcis. Così, dai controlli effettuati questa mattina la squadra Interforze, che si era concentrata anche con i cani molecolari attorno all'area. Avevamo l'intervista da mandare in onda dello zio di ma oramai è una notizia vecchia, l'ultimo appello che aveva lanciato proprio ieri sera Andrea Camerotto, lo zio di Giulia, a Filippo e a Giulia stessa. Chissà, però potrebbe essere anche attuale nel momento in cui Christian, lui dice, fino all'ultimo i parenti ci hanno sperato. Ed era giusto così, ed è stato giusto così, a mio avviso, perché se mi fossi trovata anche io in quelle circostanze, però vediamo, avrei fatto lo stesso. Ci proviamo ad avvicinare, Christian. Vediamo, è arrivato l'avvocato. Questa mattina ci potete dire qualcosa? Sì. È arrivato un... Loro sono due legali dell'associazione. Sì. Sì. Ecco, Christian, abbiamo visto che sono arrivati a casa di Giulia i legali dell'associazione Penelope, ma non hanno voluto proferire parola con noi della stampa. Naturalmente aspettano di parlare con i diretti interessati. Il papà e lo zio di Giulia, sembrava che fosse arrivato qualcun altro qui, no, non c'è nessun altro, quindi il clima è veramente molto teso anche qui tra noi cronisti e operatori, perché stiamo cercando di avere quante più notizie anche sul ritrovamento del corpo privo di vita di Giulia, appunto ritrovato sul lago di Barcis, però forse ci arrivano notizie più fresche da chi è direttamente lì, dal collega che si trova lì. Christian, dimmi tu, altrimenti io vado avanti anche con il collegamento. Allora, Anna Maria, chiedo un segnale alla regia. Riusciamo a collegarci con Fabio Fioravanti dal lago di Barcis? Tony? Si stanno spostando in una posizione dove si possono vedere le ricerche, mi aggiornano dalla regia. Allo stato attuale i vari siti stanno appunto puntando su questo ritrovamento. Si parla del ritrovamento di un corpo per il momento, Anna Maria. Siamo sicuri che possiamo confermare, quindi è confermato, tu sei lì, quindi
assolutamente questa è la notizia. Questa è la notizia con cui mi sono appunto avuta e per la quale mi sono confrontata, ecco, anche con i colleghi, non soltanto con le diverse fonti investigative che abbiamo a disposizione ognuno di noi, ma anche con i colleghi e così siamo arrivati a questa quadra. Purtroppo non avremmo mai voluto dare questa notizia, ora è da capire in quale punto del lago sia stato ritrovato il corpo privo di vita di Giulia. Abbiamo visto anche con la nostra diretta straordinaria ieri sera, Christian, come Filippo fosse particolarmente legato ai posti di montagna e al lago in particolare, perché se non erro c'era una foto dal profilo tratta dal profilo social di Giulia che immortalava lei e Filippo in una località sempre montana, prospiciente a un lago. Non era la stessa. Certamente, evidentemente per Filippo, forse da un punto di vista psicologico e dei ricordi, raffigurava un qualcosa che si è cristallizzato in lui. Non sappiamo che cosa sia successo nel suo girovagare apparentemente, dal nostro punto di vista, a vuoto da una località all'altra. Certo è che dopo aver caricato, dopo l'aggressione avvenuta a pochi chilometri da qui, da casa di Giulia, a Fossò, nella zona industriale di Fossò, averla aggredita, pestata a sangue, lui l'ha caricata in macchina e si è diretto in questo girovagare, da capire quando l'ha lasciata lì sul lago di Barcis, e da capire se fosse ancora viva quando dopo l'aggressione l'ha caricata in macchina. E da capire se poi anche a questo punto, nel caso fosse stata ancora viva, se lo scotch utilizzato, dove sono state trovate anche delle tracce di capelli di Giulia, sempre lì a Fossò, utilizzato sembra per, come dire, imbavagliarla o comunque non fare in modo che non urlasse, sia stato utilizzato anche per curare le ferite o cos'altro. Insomma, sono tantissimi gli interrogativi ancora aperti e sono ore e momenti anche di grande tristezza anche da parte di tutti quanti noi della stampa, perché veramente abbiamo sperato fino all'ultimo che le notizie che stavamo raccogliendo non fossero quelle corrette, e invece con il ritrovamento di questo corpo, prima di cui non si aveva identità, sul lago di Barcis, e poi con la conferma che si tratta del corpo di Giulia, purtroppo ogni speranza, ogni piccola luce accesa su quella della speranza si è spenta. Allora, facciamo adesso così. Guarda, io con ti le ringrazio. immagini. Sì. Chi sta arrivando, Anna Maria? No, volevo farti vedere, farti vedere anche l'assembramento di giornalisti che c'è qui, con le immagini di Simone, no? Vedi, sono tutti con le telecamere, cioè gli occhi puntati verso casa di Giulia, e poi ci sono anche giornalisti della carta stampata che insomma hanno la loro posizione, altri cronisti del Nazionale, quindi io, se tu sei d'accordo, ti restituisco la linea in attesa che si colleghi il collega da lì, e poi magari ci risentiamo se ci sono aggiornamenti. Assolutamente, ti ringrazio Anna Maria, grazie a te e Francesca Pezzo per questa corrispondenza ovviamente da Vigonovo. Si è ritrovato questo corpo, utilizziamo per un attimo ancora il condizionale, la cautela, capite? Sono momenti molto concitati anche per noi, chiaramente dopo una settimana di angoscia, questo è il termine corretto, questo è il termine che possiamo utilizzare in questo frangente. È chiaro che il momento sia delicatissimo. Allora, rimaniamo in attesa di conferme ulteriori, ma è stato ritrovato questo corpo sul lago di Barcis. Da giorni si parlava di quest'area a cavallo
tra Veneto e Friuli, tra Bellunese, Valle del Vajont e Pordenonese, provincia di Pordenone, e alla fine è stato ritrovato questo corpo. Questa è la mappa predisposta dal nostro Francesco Ceron e che mostra il tragitto compiuto da Filippo nelle ore immediatamente successive all'aggressione avvenuta a Fossò, in zona industriale a Fossò, che poi è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento Dior. Rivediamo per un attimo quella mappa, perché il tragitto è importante da vedere. Poi chiedo alla regia se mi potete dare un feedback, se c'è qualche collegamento pronto con il territorio. Ecco dunque, Fossò, zero branco 2 giorni fa scandagliata, Caneva in provincia di Pordenone, Piancavallo, Barcis, Longarone, Palafavera e poi lì verso l'Alto Bellunese, Lampezzo, l'Alto Cadore, la Pusteria e forse l'Austria. Al momento non ci sono conferme, per l'Austria, però il tragitto parla chiaro, quindi se così è, se fosse confermato che il corpo ritrovato è quello di Giulia, utilizziamo ancora questa cautela, lo potete immaginare, significa che Filippo si è fermato per un lasso di tempo particolarmente lungo in quella zona, quindi sul lago di Barcis. Sono zone che lui ben conosceva. Chiedo alla regia, qui dove siamo? Siamo in diretta con Fabio Fioravanzi? Ecco, non so se Fabio mi sente. Fabio? Che c'è in studio? Fabio, mi senti? Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. Siamo in diretta? Ecco, sì, Fabio, allora, ci sei. Chiedo scusa se non riesco a rispondere a eventuali domande. Se vedete, poi se Stefano può far vedere, io sto guidando alle spalle di 2 mezzi dei carabinieri, dei vigili del fuoco. Eravamo al campo base, che è sulle sponde del lago di Barcis. Abbiamo visto arrivare tantissimi mezzi, molte squadre cinofile, e a un certo punto sono arrivate 2 camionette, 2 jeep dei carabinieri che tanto velocemente sono arrivate, hanno parlato con i vigili del fuoco e altrettanto velocemente sono allontanate dal campo base. Abbiamo chiesto sia ai vigili del fuoco che ai carabinieri se qualcuno parlava, nessuno si è dichiarato disponibile a parlare, e abbiamo visto svuotarsi il campo base dei vigili del fuoco. C'erano 10-12 mezzi, ne sono rimasti 3. Stiamo seguendo 2 di questi mezzi che si stanno inerpicando sulle montagne sopra Barcis. Quindi non ricerche nello specchio d'acqua, vedete inquadrati che stanno salendo verso la montagna, non abbiamo stiamo andando. Potete immaginare, lo avete visto, come stiamo operando, come sempre in presa diretta. È una zona chiaramente poco servita dal segnale, ma non appena sarà ripristinato ci ricolleghiamo con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, che stanno raggiungendo di fatto il luogo del ritrovamento. Sono in corso, questo lo conferma l'ANSA proprio in questo momento, tutti gli accertamenti per risalire all'identità chiaramente di questo corpo ritrovato sul lago di Barcis. È il momento in cui tutti noi tratteniamo il fiato, perché per l'appunto sarebbe l'epilogo di una settimana ad altissima tensione, una saliscendi di interrogativi, di inquietanti, di speranze, di tanti sentimenti contrastanti, e poi ci sono quei familiari che hanno lanciato appelli disperati quanto cauti fin dall'inizio di questa storia per cercare sostanzialmente di far ragionare Filippo, di dire a Filippo
torna sui tuoi passi, torna indietro, riportaci, queste le parole utilizzate ieri sera dallo zio di Giulia, Andrea Camerotto, riportaci Giulia, non ti faremo niente, siamo pronti a perdonare, di perdono aveva parlato più volte anche lo zio, il papà di Giulia. Io veramente chiedo alla regia se per caso riusciamo a ripristinare con Belluno, se c'è Anna De Roberto. Io rimarrei per il momento. Non c'è nessuno per il momento, ovviamente avete capito che stiamo tentando di raggiungere il posto esatto in cui c'è stato il ritrovamento. Parliamo di un'area molto vasta, quella del lago di Barcis, e dobbiamo quindi intenderci, e avete visto Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi, nonostante le difficoltà sta raggiungendo gli operatori, sta raggiungendo i vigili del fuoco che stanno operando incessantemente da giorni. Queste sono le immagini relative alla giornata di ieri, alla giornata di mobilitazione vissuta in questo angolo di provincia di Pordenone. L'elicottero che sorvola questo specchio d'acqua da fiaba sostanzialmente, è uno dei luoghi simbolo del Friuli. Qui i gommoni, i sommozzatori, sono entrati in azione anche i droni. Dicevamo, questo doveva essere il 7° giorno di ricerche, questo è ufficialmente ancora il 7° giorno di ricerche per arrivare per l'appunto a trovare un fine a questa vicenda. C'è Anna De Roberto, vedo dei movimenti da Torreglia, chiedo sempre a te Tony, perdonami ma oggi c'è Anna De Roberto, non c'è Anna De Roberto. Allora chiedo a Vanessa di pazientare. Vanessa la possiamo vedere, Vanessa è con Stefano Geller, perché oggi a Cassola, a casa di Stefano Geller si sono ritrovati tutti i promotori della legge sul suicidio medicalmente assistito. E io Vanessa ti chiedo veramente un flash, vista la situazione, chiedo sempre alla regia magari di mantenere una doppia finestra con il lago di Barcis e con la vicenda appunto di Giulia e Filippo. Riesci in 30 secondi, Vanessa, a dirci quello che sta accadendo a Cassola? Allora sì, certo, immagino benissimo quello che si sta vivendo in questi istanti, che state vivendo anche voi in questi istanti. Allora io mi trovo intanto assieme a Stefano Geller e Laura Parotto al volissimo dopo l'audizione che c'è stata in settimana in regione per appunto far sì che la proposta di legge diventi una realtà. Loro definiscono proprio questa cosa una crociata nei confronti di Stefano, nei confronti di tutto questo movimento. Laura Parotto appunto è referente del comitato promotore della PDL. Sì, durante le audizioni sono state udite soprattutto realtà inerenti al mondo cattolico, chiamate dagli oppositori alla nostra proposta di legge, e quindi abbiamo assistito ad un vera e proprio appunto crociata contro la nostra proposta di legge, a forza di affermazioni molto pesanti come la totale indisponibilità del diritto della vita, che peraltro è in contrasto con quello che ha stabilito la Corte Costituzionale, a cui noi continuiamo a rifarci con la sentenza 242 del 2019, ma anche si ritorna al tema della cultura dello scarto, e cioè è stato detto a chiare lettere che la nostra proposta di legge implicherebbe, sottenderebbe il riconoscimento di un minor valore alla vita delle persone malate, e che porterà a delle derive terribili, come ad esempio
aumentare il numero delle persone che sceglieranno di morire, o addirittura portare alla volontà di morire persone che senza fissa dimora, o addirittura persone in stato di estrema povertà. Che non c'entra nulla con quello che volete fare al fondo. Si è proprio uscito completamente, cioè diciamo che la discussione è deragliata, oltre al fatto che solo adesso ci si straccia le vesti per l'assenza di cure palliative adeguate nella regione Veneto, come se il problema l'avessimo creato noi. Sono loro in consiglio regionale, e quindi sono loro che devono affrontare il problema delle cure palliative, che non è in contrasto, che non è minimamente in contrasto con la nostra proposta di legge, perché non c'è alternativa tra cure palliative e volontà di non accettare più la propria vita così come si rappresenta nonostante le cure palliative. Stefano Geller, lei resta ha per un lanciato... attimo. Vanessa, dimmi. perdonami. Allora, dalla procura confermano che il corpo ritrovato sul lago di Barcis è il corpo di Giulia Cecchettin. La conferma è ufficiale, arriva proprio in questo momento. L'avete visto, Anna Maria Parisi si trova davanti la casa di Giulia, davanti alla casa dei Cecchettin, e ha dato questa notizia perché è il nostro lavoro dare notizie. Poi appunto abbiamo voluto anche noi tenere un attimo di cautela, così la famosa porticina, no? Però non ci sono più speranze, la speranza è finita, la speranza che è stata coltivata un po' da tutti in questi giorni, è stata coltivata anche dai familiari. La procura quindi conferma che il corpo ritrovato sul lago di Barcis è quella di Giulia Cecchettin. Quindi questo l'epilogo di una settimana, forse una delle settimane più angoscianti vissute dal Veneto nella storia recente, un caso che non è ancora chiuso, anzi è tutto aperto. C'è un ragazzo di 22 anni da trovare e non si sa che fine abbia fatto questo ragazzo. Ci sono dei frame delle telecamere. In questi giorni vi abbiamo raccontato, abbiamo cercato di mettere un po' di ordine tra le voci, parlando con tutti i soggetti che si occupano di controllo del territorio, le forze dell'ordine ovviamente in primis, le prefetture, i comuni, i sindaci, i vigili del fuoco, chiaramente tutti gli operatori dell'urgenza emergenza, ma alla fine questo è. Vanessa, tu sei ancora collegata, Vanessa Banzato, con Stefano Geller. Si è staccata un attimo, quindi fra poco ritorneremo anche da Vanessa Banzato. Mi scuso davvero anche con Stefano Geller, però il momento è questo, insomma, e ve lo stiamo raccontando. Davanti casa di Filippo Turetta c'è Anna De Roberto. Anna, mi senti? Sì, Cristian, eccoci, ancora buongiorno. Allora è evidente che alla luce di questa notizia che è arrivata, e come avrete detto sicuramente è arrivata anche la conferma da parte della Procura di Venezia che il corpo ritrovato nel calalone vicino a Barcis è quello di Giulia Cecchettin. L'assenza della famiglia di Filippo, che si trova comunque in compagnia dell'avvocato, ha un altro sapore evidentemente. Stiamo cercando di contattarlo, non risponde più al telefono, l'avvocato risponde solo via messaggio un po' a singhiozzo. Potrebbero stare andando verso Barcis oppure potrebbero essere presso il comando provinciale dei carabinieri di Padova. Sicuramente la notizia è arrivata subito anche a loro, perché come vi avevo detto nel primo collegamento la famiglia è uscita di casa molto presto e non ha più fatto ritorno, e appunto si trovava insieme all'avvocato, quindi loro devono essere stati avvisati di questo ritrovamento e potrebbero essere già in viaggio verso Pordenone. Noi siamo qui con le varie troupe che in qualche modo scattano appena vediamo arrivare una macchina, perché il nostro obiettivo è provare in qualche modo a parlare con i genitori o quantomeno con l'avvocato per capire insomma
la notizia come è stata riferita, quali sono i dettagli, che cosa si sa, e dunque noi resteremo qui salvo poi scoprire che appunto la famiglia è già in viaggio verso Pordenone. Potrebbe essere perché sapete che i genitori di Filippo, al di là dell'angoscia per il ritrovamento del loro figlio, volevano molto bene a Giulia. Giulia era una ragazza che girava per la loro casa da diverso tempo. Abbiamo più volte ricordato quante volte questa storia fosse iniziata per poi finire, per poi ricominciare. Quindi Giulia era una persona di casa, era una persona che c'era, una persona molto amata. Nicola, il papà di Filippo, raccontava come insomma il loro fosse un rapporto a volte anche un po' travagliato, ma comunque un rapporto sempre costante. In queste ore il dirigente della Libertas Padova, che è la squadra di volley qui di Torreglia in cui Filippo Turetta giocava, ha rilasciato anche delle dichiarazioni ai giornali, ipotizzando che se davvero quel video confermasse la violenza nei confronti di Giulia, forse Filippo era davvero un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Queste sono le dichiarazioni che ha detto il dirigente. Dr. Jekyll e Mr. Hyde proprio perché appunto Filippo è sempre stato descritto e raccontato come un ragazzo bravo, un buon ragazzo, un ragazzo che andava bene a scuola e non aveva mai dato problemi alla famiglia. Però è anche vero che è un ragazzo che aveva chiesto sostegno psicologico all'università, quindi evidentemente qualche tumulto deve averlo provato. Ecco, la notizia di oggi è una notizia che getta nello sconforto, anche perché che cosa sta accadendo a Filippo? Dove è Filippo? Se può aver compiuto un gesto di questo tipo, ovviamente cambia anche il capo di imputazione, perché Filippo non è più indagato per tentato omicidio, ma è indagato per omicidio. Quindi queste sono davvero le ore decisive per la procura, per capire insomma quale tipo di svolta dare alle indagini, e evidentemente in una situazione come questa anche la famiglia di Filippo dovrà trovarsi un avvocato, cioè avrà bisogno di un sostegno legale. Ci sarà la necessità, siamo qui, Anna, ci sarà la necessità chiaramente per tutte le parti di dotarsi di una legale, differenziare le varie posizioni, questo è di fatto. Sì, esatto, sicuramente anche la famiglia si dovrà tutelare. Ricordiamo che insomma davvero fino a poche ore l'appello al ritorno dei ragazzi da parte della famiglia era corale, anche se quando ha iniziato a diffondersi la notizia della presenza del video, già in qualche modo le parole soprattutto dei parenti della famiglia Cecchettin in qualche modo avevano un altro sapore, erano cambiate. La loro apprensione contro invece l'incredulità della famiglia di Filippo, che appunto mai avrebbe pensato che il figlio avrebbe potuto essere capace di un gesto di questo tipo. A questo punto, confermata l'identità del cadavere trovato nel canalone a Barcis, bisognerà capire, anche sulla base della perquisizione fatta ieri qui in questa casa da parte dei carabinieri, bisognerà capire se c'è stata premeditazione, cioè se Filippo sapeva, aveva come dire del rancore magari nei confronti di Giulia, chissà se esiste un'altra figura maschile che Giulia magari stava frequentando, oppure questo rancore legato alla laurea o la paura che questa donna uscisse dalla sua vita perché magari voleva provare a tentare un futuro diverso da un'altra parte, quindi lontano da lui. Quindi adesso bisognerà, Christian, capire se ci sono o meno le condizioni per immaginare che questo atto sia stato premeditato. Quindi le tracce del nastro adesivo trovate, poi insomma ecco, capire il pieno alla macchina, il prelievo di contanti, cioè se davvero Filippo avesse immaginato che invitandola a cenare alla nave De Vero avrebbe come dire voluto segnare in questo modo il suo destino per poi darsi alla fuga e far durare questa fuga quanto più possibile, perché questo è quello che sta accadendo, cioè una macchina che comunque viene avvistata, è stata avvistata in diversi punti, in diverse località del territorio. E qua la differenza, come dicevi anche nel primo collegamento, Anna, sta nelle perquisizioni che sono avvenute ieri. Lo stesso Emanuele Compagno, avvocato
di Filippo, ha confermato che qualcosa è stato prelevato dall'abitazione, ma ovviamente non può dire cosa. Se qualcuno si è accorto che all'appello, che ne so, mancano dei giubbotti pesanti, degli indumenti che solitamente si utilizzano per la montagna, degli scarponi o comunque... O degli scarponi. Questo, Anna. Sì, dicevo degli scarponi, si era parlato anche di un nastro adesivo, poi dovete immaginare che ormai gli inquirenti sono in possesso del computer di Filippo da 2 giorni. In questo computer probabilmente v'è la traccia, perché sapete uno può anche cancellare la cronologia di Google quando fa le ricerche, ma degli informatici esperti sono assolutamente in grado di andare a intercettare tutte le ricerche che questo ragazzo può aver fatto. Immaginate se questo ragazzo ha fatto delle ricerche proprio puntate sul lago di Barcis piuttosto che sulla zona, sul livello dell'acqua, sulla struttura, i reticoli, le vie dei canaloni. Ecco, se già in quel computer si trovano tracce di questo tipo, è chiaro che c'è in qualche modo una forma di premeditazione. Sicuramente a ore usciranno indiscrezioni anche in questo senso. Probabilmente verranno fatte uscire, perché fino ad oggi ovviamente gli inquirenti hanno avuto le bocche cucite, ma alla luce di questo ritrovamento sono dettagli che potrebbero emergere anche, penso, con una certa velocità. Tony Esposito, Francesco Cerono, sono le immagini che arrivano invece da Vigonovo. Non so se riusciamo a sentire anche il live da Vigonovo. Che sono venuti a dare Tony. a ufficializzare Anna qualche Maria, notizia. Anna Maria, mi senti? Anna Maria. Anna Maria Parisi non mi sente, però... Naturalmente c'è grande concitazione vediamo... qui tra tutti quanti noi, ma... Ecco, è arrivato uno dei legali dell'associazione Penelope. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Non davanti però. Ecco il papà. Ecco, senta, possiamo chiederle qualcosa in merito al ritrovamento del corpo? Possiamo chiedervi qualcosa? No, vedi, ecco, Marta, allora il papà di Giulia, abbiamo visto, è andato... papà di Giulia è stato convocato dai carabinieri e è andato via con loro, come abbiamo visto con le immagini di Simone Merlo. Ecco il cagnolino di famiglia di Giulia. E niente, Marta, allora abbiamo cercato di parlare anche con il criminologo dell'associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse, non ha voluto parlare con noi, nemmeno l'altro poliziotto carabiniere che lo accompagnava. E sono momenti, come hai visto, anche di grande concitazione, perché certamente nel rispetto del dolore incommensurabile per la famiglia, visto il ritrovamento del corpo privo di vita lungo il canalone che si trova vicino al lago di Barcis di Giulia Cecchettin. Comunque noi cronisti cerchiamo di fare il nostro lavoro dando degli aggiornamenti in tempo reale, come hai visto, e questi sono gli ultimi aggiornamenti, quindi poi più tardi ti richiederemo la linea con Simone Merlo non appena avremo qualche altra notizia. Grazie, e magari riusciremo grazie davvero a Anna Maria. Con Anna Maria ci rivediamo fra qualche istante. Avete visto il papà di Giulia è uscito dalla propria abitazione, scortato di fatto dai legali dell'associazione Penelope, che in questi giorni gli sono stati accanto.
l'avvocato Tigani, i carabinieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni ed è normale, giusto che sia così. Tra l'altro il papà di Giulia nelle ultime 48 ore si era chiuso nel proprio silenzio. Avevano parlato per lui lo zio Andrea Camerotto, lo zio di Giulia, la zia, anche il cugino Giovanni, lo avete sentito all'inizio di questa trasmissione. Insomma, capite che il momento è delicato per tutti, è un momento delicato anche per noi, Anna, De Roberto. È un momento, mi senti Anna? Sì, mi sente. È un momento delicato anche per noi. Sì, sento Cristian. Un momento da maneggiare con cura e spesso il limite non è così facile da capire al momento. Sì, tra l'altro, insomma, questa mattina abbiamo anche provato a contattare il servizio di aiuto psicologico dell'Università di Padova. C'è stato chiaramente detto, poi è chiaro, c'è un segreto professionale che va rispettato, quindi difficilmente saremo riusciti a parlare con la persona che può aver incontrato Filippo, ma anche qui, giustamente come dici tu, maneggiare con cura è d'obbligo, perché stiamo parlando di un ragazzo che può aver espresso delle difficoltà che poi in qualche modo sono emerse anche, se ricordate, dalle parole del cugino di Giulia, della sorella di Giulia, quando hanno raccontato degli episodi insomma, in cui la ragazza, forse dire veniva manipolata è un termine molto forte, però in cui questo ragazzo cercava in qualche modo di entrare negli aspetti della sua vita, nelle decisioni della sua vita, come avrebbe dovuto vestirsi per la laurea, che cosa si sarebbe dovuto mangiare in quel momento, prelevare ad un bancomat e non accettare il fatto che la ragazza volesse restare in macchina con delle amiche. Ecco, sono tutti ingredienti che possiamo aggiungere, vari tasselli che possono aiutarci a capire forse che cosa c'era nella mente di Filippo, una mente che è stata sicuramente tenuta nascosta per questi aspetti alla famiglia. Vi voglio ricordare davvero i toni di incredulità di papà Nicola per come siamo riusciti a parlare con lui quando descriveva in suo figlio, insomma, di un ragazzo fondamentalmente innamorato ma amante della vita, un ragazzo che non vedeva l'ora di laurearsi, che era felice per la sua amica, felice per la sua laurea, quindi questa partecipazione alla gioia della sua amica. Sono momenti appunto piuttosto complessi e sicuramente questa mattina sono stati avvisati del ritrovamento di questo corpo ancora prima che arrivasse la certificazione, l'identificazione da parte della procura che quel corpo appartiene a Giulia Cecchettin. Sicuramente la famiglia è stata avvisata, perché quando abbiamo parlato con l'avvocato è stato molto evasivo, ci ha detto stiamo cercando di capire, sono qui dai carabinieri. Forse quel sono qui dai carabinieri significava siamo qui dai carabinieri, siamo stati convocati perché c'è stata data questa notizia. Noi adesso non so se Federico riesce ad inquadrare i giornalisti che sono qui tutti con il telefono in mano, poi ve ne sono altri lì giù ai piedi delle scale, perché ci sono tante altre troupe di giornalisti televisivi che stanno attendendo al parcheggio dove di solito si ferma la macchina della famiglia. Quindi siamo qui tutti quanti un po' in attesa di capire se si riesce a estrapolare qualche dichiarazione da parte della famiglia, perché è evidente, insomma, Cristian, che la notizia che possiamo dare oggi è l'epilogo più triste di questa vicenda, quello che forse in tanti avevano immaginato. Sì. Allora Anna, io ti ringrazio al momento, ritorniamo a collegarci con te fra pochissimo. Allora permettetemi, fra pochissimo andremo anche da Anna Maria Parisi, Fabio Fioravanzi mi sta chiamando, forse anche Fabio Fioravanzi fra qualche istante riuscirà a collegarsi dal lago di Barcis, come avete visto c'è qualche problema. Ecco, forse lo vedo. Fabio, mi senti? Fabio?
Non c'è ancora. Allora, andiamo per un attimo da Vanessa Banzato. Vanessa, proprio 30 secondi. Mi scuso con il tuo ospite, ritorneremo ovviamente nelle prossime edizioni a parlare di fine vita con Stefano Geller. Certo. Ti chiedo una battuta. Sono con Stefano Geller, allora proprio rapidissimamente chiedo proprio a Stefano Geller, voi avete detto noi non ci fermiamo, noi andiamo avanti. No, andiamo avanti e questi attacchi anche personali mi fanno capire che siamo nella direzione giusta. Bene, allora io ringrazio Stefano Geller e grazie a voi, vi ricevo la linea. Vanessa, grazie infinite, grazie anche per la comprensione e la pazienza di Stefano Geller, una battaglia la sua che stiamo seguendo passo dopo passo. Chiedo alla regia chi è collegato in questo momento? Mi sente forse Anna Maria Parisi? Com'è la... Anna Maria, mi senti? Sì, Cristian, ti sento. E poco fa è arrivata un'auto scura dei carabinieri con 3 carabinieri a bordo, sulla quale è salito il papà di Giulia Cecchettin, quindi sono venuti a prenderlo a casa per comunicargli ulteriori notizie in merito al ritrovamento del corpo privo di vita della figlia, ritrovato, lo ricordiamo, in un canalone nei pressi del lago di Barcis poche ore fa. E abbiamo visto come siano arrivati nel frattempo anche a casa della famiglia di Giulia 2 legali dell'associazione Penelope con un criminologo, il criminologo dell'associazione Penelope, accompagnati da un uomo della scorta delle forze dell'ordine. E poco prima era arrivato, questo durante il nostro primo collegamento con te, anche il fratello del papà di Giulia. Insomma, nel frattempo è rientrata a casa anche Elena, la sorella di Giulia, coperta da un vistoso giubbotto nero con cappuccio nero, come a ripararsi, a chiudersi, a coprirsi da questo immenso dolore che la terribile notizia giunta poche ore fa ha scioccato noi, figuriamoci i familiari che hanno sperato fino alla fine di poter ritrovare Giulia viva, sebbene anche in condizioni particolarmente gravi per l'aggressione subita a pochi chilometri da qui a Fossò. E qui vedi, stavamo osservando, Cristian, come in casa i fiocchi rossi per la laurea mancata di Giulia 2 giorni fa, che a soli 22 anni si sarebbe laureata in ingegneria. Anche i panni stesi al sole indicano di come la vita apparentemente all'interno di questo nucleo familiare si voleva che scorresse in quella che è comunque la quotidianità, no? Nonostante questa fortissima angoscia, questo fortissimo dolore, sebbene comunque nutrito da una piccola luce di speranza, quella con cui con grande dignità tutti i giorni la famiglia è uscita con messaggi di appello rivolti a chiunque, in particolar modo a Filippo, affinché tornasse a casa e riportasse a casa Anna Maria, perdonami. Giulia. Allora, Fabio Fioravanzi mi chiede la linea e il collegamento non è facile con quella zona, quindi ti ringrazio per il momento, torno da te fra pochissimo. Fabio Fioravanzi, Fabio con Stefano Bozzi, non so. Mi senti, Cristian? Io ti sento forte e chiaro, raccontaci tutto, dove ti trovi, cosa sta accadendo. Spero che tu ci Fabio. possa vedere, è successo un po' di tutto. Noi eravamo adesso se vedi, noi siamo sulla salita per una strada di montagna che porta a Pezzede, cioè c'è una frazione di Barci che è Pezzede e poi si sale più su. Noi l'abbiamo fatta seguendo i mezzi dei vigili del fuoco e ci hanno bloccato, hanno interdetto il traffico sulla strada. Vi facciamo vedere dov'è il lago, quanto più basso è
rispetto a dove siamo noi adesso. Quello è il lago di Barcis, dove c'è il campo base, dove eravamo questa mattina. C'erano molti mezzi, a un certo punto c'erano forse 10-12 mezzi vigili del fuoco, 5-6 squadre cinofile. A un certo punto sono andati molto velocemente 2 jeep dei carabinieri. Sono arrivati, hanno fatto 2 parole con i vigili del fuoco, altrettanto velocemente sono andate via. Poi abbiamo visto che dietro i carabinieri è cominciato a partire, ad allontanarsi tutti i mezzi dei vigili del fuoco. Prima i primi sono state le squadre cinofile dei vigili del fuoco a allontanarsi. Poi tutti gli altri mezzi abbiamo seguito i mezzi appunto lungo questa strada che dicevamo porta verso Pezzeda. Salendo, forse è qui il canalone dove potrebbe essere, abbiamo trovato il corpo della ragazza che ci dicono identificato, ma questo lo sapete sicuramente più voi da studio che noi che siamo sulla strada, perché qui non parla nessuno, c'è il silenzio, anzi direi c'è un silenzio assordante. Abbiamo chiesto ai carabinieri, abbiamo chiesto ai vigili del fuoco, nessuno parla, giustamente perché ci sono le autorità competenti che stanno procedendo. Ricordiamo che su Filippo è stato emesso un mandato di arresto europeo perché sarebbe stato vista la targa della vettura in Austria, quindi lui sarebbe uscito ai confini italiani e serviva questo appunto per poterlo, se intercettato, arrestare. Ricordiamo, lui nel viaggio è andato nel Pordenone verso Aviano, verso Biancavallo, poi si è appunto passato dal lago di Barcis e poi proseguendo in pratica quella strada che vedete, quell'abitato, andando verso sinistra, dove, nella direzione in cui stanno delle macchine, se Stefano sta inquadrando, si va appunto verso Longarone, da dove poi sarebbe salito nella montagna bellunese verso, ricordiamo, la Val di Zoldo, verso Ospitale di Cortina, e poi più su verso San Candido, Innichen, dove appunto era a 10 km poi dal confine con l'Austria, dove sarebbe andato. Abbiamo sentito che il suo telefono è ancora attivo, che non vuol dire ovviamente purtroppo che sia ancora in vita, perché non risponde a quel numero, però questa salita, ripeto, se avete capito, la distanza al lago è una salita lunga, spiegherebbe il vuoto di tempo che c'è di percorrenza tra il tempo necessario a fare la strada che lui ha fatto. Ricordiamo che la macchina ha un'autonomia di 1000 chilometri, hanno fatto i conti tra pieno di benzina e gas e bombe di gas senza bisogno di rifornimenti. Tra il tempo di percorrenza medio della strada che ha fatto e quello che effettivamente ci ha impiegato monitorando gli avvistamenti della targa, questa salita, che ripeto è molto lunga, poi fatta di notte, richiede più tempo chiaramente di quanto non possa essere di giorno. Se questa è l'accaduto per abbandonare il corpo della povera ragazza, ancora stanno scendendo forse dei mezzi o macchine, ma ripeto non si può salire, si può soltanto scendere. Questa salita spiegherebbe il tempo, il vuoto che era stato, tra virgolette, identificato nel percorso del ragazzo nell'allontanarsi. Sì, sono ancora forse vigili del fuoco su macchine non di servizio, il vuoto temporale di cui non si riusciva a dare spiegazione. Noi adesso riscendiamo verso il lago di Barcis, proviamo a tornare al campo base, siamo, ripeto, nel nulla, con a monte una zona non accessibile, siamo stati i primi ad arrivarci in assoluto, ma i vigili del fuoco erano addirittura alcuni dietro di noi. I carabinieri hanno fermato, hanno chiuso la strada, non ci hanno lasciato nemmeno rimanere vicino a dove hanno interrotto la strada, ci hanno imposto di scendere a valle. Credo che qui francamente non ci siano problemi per esserci, ma vicino al limite non si poteva rimanere, ce l'hanno ripetute volte, non ci hanno nemmeno lasciato andare avanti dei 50 metri per avere uno slargo dove girare meglio la vettura e tornare indietro. Questo è quello che siamo in grado di dirvi. Ripeto, il canalone, se tale è, dove eventualmente è stato ritrovato il corpo di una donna che, leggiamo, ci dicono identificato, si trova in alto sopra questa strada. Da me e da parte di Stefano è tutto, noi torniamo al lago.
Allora, grazie Fabio, grazie davvero, abbiamo capito che non state lavorando in condizioni semplici, anche perché è una zona con problemi di segnali, quindi quando sarai pronto ritornerai in diretta qui su Rete Veneta. Abbiamo diverse finestre aperte su tutto il territorio, avete capito la traiettoria. Oggi la traiettoria del dolore, dello sconcerto, non più dell'angoscia, è quella che da Vigonovo porta a Torreglia e poi appunto a Barcis, in questo canalone. Quindi il corpo di Giulia si trovava tra Barcis, tra il lago e Piancavallo. Avete visto, questa zona sta diventando una zona rossa, monitorata dalle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e quant'altro. Allora, io vi dimostrerei la mappa, quella mappa interattiva predisposta da Francesco Ceron, perché a questo punto questa mappa interattiva è esplicativa e racconta di un viaggio che dal veneziano ha portato Filippo e Giulia in Friuli e quindi in questa zona a ridosso della provincia di Belluno. Poi con tutta evidenza, non so se possiamo tenere ferma questa immagine, con tutta evidenza da Barcis in poi il ragazzo era solo in macchina e da solo si è diretto verso l'Alto Bellunese, verso Lampezzo, Ospitale, frazione sopra Cortina, non Ospitale di Cadore, e poi appunto la Val Pusteria, e di lì l'Austria. Si parla insistentemente in queste ore di un passaggio a Lienz. Lienz è subito dopo il confine. Soltanto nella serata di ieri però lo zio di Giulia, Andrea Camarotto, si diceva convinto che i ragazzi, che il ragazzo fosse ancora in Italia in una malga o comunque in un casolare, che fossero isolati da qualche parte. Aveva lanciato un appello perché qualcuno potesse in qualche modo fornire una segnalazione utile. Questo è la Gazzettino.it, grazie Francesco Ceron, grazie Tony Esposito. Ho trovato il cadavere di Giulia Cecchettini, il corpo era in un canalone tra Barcis e Piancavallo. In questi secondi i vari giornali online, le varie testate stanno pubblicando la notizia, non potrebbe essere altrimenti. Vi mostro anche la pagina dell'Ansa.it nazionale. L'Ansa.it usa ancora il condizionale, ma appunto abbiamo le conferme da parte di tutti gli inquirenti. Essendo sul posto si riporta questa immagine che in questi giorni ci ha angosciato, questa immagine dei due ragazzi, di Giulia e Filippo, abbracciati appunto sullo sfondo un paesaggio alpino, un lago. Non so se possiamo rimostrarla questa immagine. È il lago con ogni probabilità di Colbricon, quindi sul Passo Rolle, a dimostrazione che Filippo e anche Giulia, ma soprattutto Filippo, era un appassionato di montagna. Allora, fatemi fare un'altra verifica, una verifica ulteriore, altrimenti ecco qua. Allora, sempre con Francesco, grazie Francesco. Allora, questa quindi, Francesco, Francesco Ceron ci sta aiutando nella comprensione. Questa è l'area, Francesco, puoi anche aggiornarmi se vuoi, non ci sono problemi. La zona quindi di Piancavallo, ecco, tra Piancavallo e Barcis, la zona che prima ci raccontava il nostro Fabio Fioravanzi, è così Francesco, no? Esatto. Ok, e quindi questa è l'area individuata da Ceron, è l'area di ritrovamento del corpo, quindi in un canalone e non nel lago di Barcis, proprio nel lago come
vi avevamo detto in un primo momento, questo perché ovviamente tutti ci riportavano a Barcis, sulle sponde del lago di Barcis erano in corso delle operazioni, c'era il dispositivo mobile, c'è ancora appunto il campo mobile dei Vigili del Fuoco e di tutti gli operatori che senza sosta stanno lavorando da giorni. Non so se abbiamo altri collegamenti aperti, chiedo sempre alla regia, non abbiamo collegamenti aperti. Che dici Tony? Facciamo un minuto di pubblicità, ci riallineiamo con i colleghi che sono sul posto e poi prosegui il racconto di questa giornata davvero dura. Di nuovo in diretta Focus TG, telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta, lo avete visto, lo avete sentito, se ci state seguendo dalle 12 vi abbiamo dovuto dare in diretta la notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin in questo canalone tra Piancavallo e Barcis. Siamo in provincia di Pordenone. Questo è l'epilogo di una tragedia immane. Magari possiamo anche mostrarvi le immagini in presa diretta dalla casa di Vigonovo, dove ci sono ancora quei fiocchi rossi che dovevano servire ad allietare la festa di laurea di Giulia prevista giovedì al Dipartimento di Ingegneria di Padova, una laurea che non c'è stata, una festa che non c'è stata. C'è solo il dolore e lo sconcerto per la morte tragica di questa ragazza. Adesso bisognerà capire cosa sia successo, quindi l'aggressione a Fossò in zona industriale, immortalata dalle videocamere, dal sistema di videosorveglianza dello stabilimento Dior, quindi quella la prima tappa di questo viaggio, eccola qua, la chiazza di sangue che era stata individuata già all'inizio della settimana. Questa la zona industriale di Fossò, questi gli stabilimenti, e da uno di questi stabilimenti sono arrivate le immagini che hanno portato nella giornata di ieri la Procura della Repubblica di Venezia a iscrivere nel registro degli indagati Filippo Turetta per tentato omicidio. Accusa che in 24 ore cambia, a questo punto non c'è conferma ufficiale, ma è evidente che sia così, ne parlavamo prima con Anna De Roberto, da tentato omicidio a omicidio. Quindi quella chiazza di sangue a Fossò, luogo dell'aggressione. Lì Giulia sarebbe stata caricata in auto, questa è la ricostruzione data fin dal primo momento, riportata dalla DN Kronos, caricata in auto e a questo punto portata per diverse decine di chilometri, centinaia di chilometri di fatto, nella zona del Pordenonese, quindi attraversando le province di Venezia, Treviso e poi appunto Pordenone. A Pordenone, nell'Alto Pordenonese, appunto questa come dire, capite che utilizzare qualsiasi termine adesso ha anche un peso giuridico, non solo da un punto di vista di cronaca, però di fatto il corpo di Giulia abbandonato in questo canalone tra Lago di Barcis, tra Barcis e Piancavallo, e poi verosimilmente la fuga in solitaria di Filippo verso l'Alto Bellunese. E a questo punto c'è un mandato di cattura
europeo che riguarda tutte le forze dell'ordine comunitarie, in particolare chiaramente quelle austriache, però bisogna capire, Filippo si trova in Austria, Filippo si trova nell'Alto Bellunese, dove si trova Filippo? Filippo è ancora vivo. Il fatto che il telefonino sia online, così ha riferito questa mattina l'avvocato Emanuele Compagno, non è detto appunto che sia utilizzato, perché per ragioni tecniche un telefonino può essere online ma allo stesso tempo non essere utilizzato dal proprietario, può essere in qualche modo anche spento, quindi nutrire particolari speranze nei confronti di questo telefonino, anche perché c'è questa altra ipotesi data dal cugino di Giulia nella serata di ieri ai nostri microfoni, ovvero potrebbe esserci un secondo telefonino. Filippo potrebbe aver utilizzato in questi giorni un secondo telefonino non dichiarato, possiamo utilizzare questo termine, un telefonino utilizzato anche come GPS per muoversi lungo questo percorso, un percorso di montagna, un percorso non banale. Chiedo sempre alla regia, ci sono dei collegamenti pronti, Tony? Non ci sono collegamenti, perché avete visto il nostro Fabio Fioravanzi si trova ovviamente nella zona del Pordenonese, dove il corpo è stato appunto ritrovato, recuperato. A Vigonovo c'è Anna Maria Parisi con Francesca Pezzo, vi abbiamo mostrato l'uscita di casa del papà di Giulia, che è stato portato con ogni probabilità in caserma, nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo, e poi appunto l'altro fronte è quello dei Turetta, a Torreglia, dove si trova invece Anna De Roberto con Federico Cibotto. Una casa vuota, quella dei Turetta questa mattina, non c'è nessuno apparentemente. Il primo frame, eccolo, non so se lo possiamo mostrare, il primo frame, questo che vedete, ve lo avevamo dato di fatto in esclusiva come gruppo Media Nord-Est l'altro ieri sera. Questa era la grande punto di Filippo in zona Zero Branco, rilevata quindi dalla targa system di Zero Branco, uno dei comuni della Marca Trevigiana e del Veneto più videosorvegliati in assoluto. Forse non è un caso che il primo frame arrivi proprio da questo territorio comunale. A Zero Branco, come sapete, nei giorni scorsi si sono concentrate le ricerche, si è scandagliato anche il fiume Zero, un fiume interrato particolarmente profondo, torbido, ma appunto nella giornata di giovedì poi le ricerche avevano dato chiaramente esito negativo. Poi ieri i vigili del fuoco si sono concentrati nella zona di Maserada, hanno di fatto ripercorso il tragitto fatto con l'auto da Filippo per capire se c'erano delle tracce, sostanzialmente se per caso Filippo avesse lasciato il corpo, oggi lo possiamo dire, di Giulia lungo le sponde del Piave che per giorni è stato sorvegliato speciale. E poi appunto vi ricordo anche che all'inizio della settimana le ricerche si erano concentrate anche nella zona del Cansiglio, quindi non siamo tanto distanti da Barcis, da Piancavallo. E poi appunto in questi ultimi giorni, in particolare nella giornata di ieri, le immagini di prima mattina dei droni e degli elicotteri sul lago di Barcis con i sommozzatori pronti a entrare in azione, poi appunto il ritrovamento in un canalone collaterale del corpo di Giulia. Allora, permettetemi che
vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti. Ecco, fra poco si collegherà con noi, dico anche alla regia, il dottor Mirko Casteller, psicoterapeuta, che ieri sera avete visto anche a Focus con il direttore Baccialli. Casteller che di fatto ribadiva come quella di Filippo potesse essere una patologia, una condizione psichiatrica, psicologica molto deficitaria, molto fragile, che ci fosse poi anche il tema del possesso, il possesso della compagna, il possesso di quella che era diventata da qualche mese l'ex fidanzata. Questa la casa, ecco, queste sono le immagini in presa diretta. Non so se mi sente Anna Maria Parisi, ecco, non mi sente Anna Maria Parisi. Questa è la casa per l'appunto di Giulia Cecchettina, della famiglia Cecchettina. Siamo a Vigonovo e ormai quei fiocchi rossi sanno davvero di beffa, E mi sta aggiornando adesso Fabio Fioravanzi, sta trovando una posizione utile appunto per un nuovo collegamento. Anna De Roberto è in attesa invece del sindaco di Torreglia, quindi fra pochissimo andremo anche da Anna De Roberto. Lo saluto, lo ringrazio, l'ho appena citato, Mirko Casteller, psicoterapeuta che ha seguito il caso di Giulia e Filippo. Casteller, grazie per essere qui. Ci siamo confrontati molto spesso questa settimana su questa vicenda e lei aveva maledettamente ragione. Purtroppo sì, purtroppo l'analisi dei dati oggettivi della mente umana è come un prelievo del sangue. Vi permetto di usare questa metafora che non è molto positiva, però sono dei dati oggettivi, certi. La previsione purtroppo vedrà un Filippo che è in fuga. Io ho la sensazione che compirà il gesto estremo, come è tipico per chi vive situazioni di questo genere qui. Vorrei esprimere la vicinanza alla famiglia perché immagino la sofferenza che sta vivendo, devastante che sta vivendo la famiglia di Giulia, l'ennesima sofferenza di una famiglia che vede una donna per mani di un uomo, perché dobbiamo dirlo, per mani di un uomo subire delle aggressioni fino al gesto estremo. E questo ci fa capire, e io lo dico sempre in pratica clinica, il soggetto che noi abbiamo davanti non è mai quello che noi vediamo. Dobbiamo capire molto bene quali sono i tratti della sua personalità e soprattutto se dietro i tratti della personalità di un ragazzo per bene ci c'era poi una bipolarità. Feci una diagnosi azzardata, me ne rendo conto, rischiando molto all'inizio, ancora 5 giorni fa. Però già allora alcuni elementi c'erano ed erano certi. Quindi mi sono permesso forzatamente anche di tracciare o anticipare i tempi. Mi dispiace che purtroppo le diagnosi spesso rappresentano la realtà. Quindi possiamo parlare apertamente, è chiaro, di violenza contro le donne. Questo quando mancano 6 giorni di fatto alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Guardi, sempre in base alla mia esperienza le posso dire con certezza che nessun uomo, nessun maschio perpetua aggressioni nei confronti delle donne se in tenera età non lo ha già visto fare. Sono modelli mentali e costrutti primari che si acquisiscono nei primi 3 anni di vita, 4 anni di vita.
Poi c'è tutta la mediazione sociale, poi c'è il ruolo, poi c'è la capacità di contenere l'aggressione, poi c'è tutti i filtri necessari. Ma perché un uomo maschio arrivi a quelle forme estreme significa che ha respirato nel proprio contesto sociale, familiare, atteggiamenti giustificativi verso l'aggressione femminile. Ecco, lei sta dicendo delle cose molto, molto forti, dottor Castellera. Le chiedo un attimo di rimanere perché mi pare sia pronto con noi Fabio Fioravanzi. Chiedo alla regia. Fabio, mi sente? Sì, io ti sento, sto cercando di verificare se ci sono notizie, se ci sono aggiornamenti. Noi siamo su questo punto, l'unico lungo la strada dove ci sia della linea telefonica. Tra l'altro c'è qui il collega dell'ANSA, Friuli Venezia Giulia, non so se posso rispondermi, lui che conosce meglio il territorio. Ti chiedo scusa, se possiamo spiegare, ti chiedo di presentarti, non offenderti. Lorenzo Padovan, il corrispondente dell'agenzia ANSA per il Friuli Venezia Giulia. Tu che conosci molto meglio il territorio, vuoi spiegare al nostro pubblico dove ci troviamo? Allora, ci troviamo nella strada della Val Caltea. La strada Val Caltea mette in collegamento la località turistica del Piancavallo con l'altra località turistica di Barcis. È una strada che è usata pochissimo, e in questo periodo fuori stagione praticamente soltanto dagli abitanti di una piccola borgata, si chiama Pezzeda, che è poco oltre la località dove ci troviamo ora. E quindi c'è proprio assolutamente poco frequentata. Intanto ci spiegavi che dal 15 novembre, poco dopo, dove ci hanno fermato col posto di blocco, non si può più andare oltre. Assolutamente, c'è un'ordinanza dei due comuni che chiude la strada al traffico proprio perché diventa pericolosa in caso di ghiaccio, di formazione di ghiaccio notturno o di nevicate. La località turistica di Piancavallo è famosa, in passato ha ospitato perfino la Coppa del Mondo di sci femminile. In caso di nevicate o di ghiaccio diventa pericolosa perché è tutta completamente all'ombra, e per questa ragione i due comuni emanano un'ordinanza per cui dal 15 novembre e fino a che le condizioni non migliorano la strada viene chiusa al traffico. Anche per questa ragione noi siamo, non soltanto per la presenza delle forze dell'ordine, siamo bloccati. Ma tu ci spiegavi che più avanti, non sappiamo dove, un po' più avanti il posto di blocco, ci sono delle scarpate, dei canoni molto profondi proprio di fianco alla strada. Assolutamente sì, l'ipotesi che stiamo facendo è soltanto un'ipotesi, ma purtroppo temiamo sia questa. La zona si chiama Pian delle More. Il Pian delle More è una località diciamo a metà strada tra Barci e Piancavallo, località peraltro straordinariamente suggestiva, che però presenta molti punti in cui ci sono dei diruppi proprio appena sotto la carreggiata, e quindi questo potrebbe essere esattamente uno dei punti dove è stata ritrovata questo corpo femminile. Siamo su una strada dove tra l'altro è un luogo dove stanno venendo anche i pubblici ministeri, dovrebbero stare arrivando. Sì, per le informazioni che ho sicuramente sta arrivando il procuratore facente funzioni della procura di Pordenone. Perché stanno salendo ancora, li facciamo vedere, stanno tornando su dei vigili del fuoco. Ne abbiamo visti tanti salire, ne abbiamo visti tanti scendere, adesso vediamo di nuovo i vigili del fuoco che stanno risalendo. Scusa se ti ho interrotto. Ma figurati, stavo dicendo, per quelle informazioni di cui sono in possesso sta arrivando la procuratrice facente funzioni della procura di Pordenone, la dottoressa Maria Grazia Zaina, e il medico legale che dovrà fare l'ispezione esterna di questo corpo femminile che è stato ritrovato, il dottor Antonello Cirnelli. Per quanto ne so stanno arrivando proprio in questi istanti, saranno loro poi a mettersi in diretto collegamento con il sostituto procuratore di Venezia, che è in diretto contatto, e anche addirittura mi dicono sia anche lui in arrivo qui. Tra l'altro ovviamente il riconoscimento ufficiale dovrà essere fatto dai familiari, però pochi giorni, temperature anche basse, lo stato di conservazione della persona di cui stiamo parlando è buono, e parrebbe proprio che dal volto, dalle immagini, dalle fotografie rimangano pochi dubbi. Sì, purtroppo sì, anche dalle informazioni che sono in mio possesso sembrerebbero i dubbi veramente siano stati purtroppo già fugati, ma aspettiamo. Si tratta comunque in ogni caso di una tragedia. Abbiamo trovato il corpo di una persona morta e quindi adesso aspettiamo l'identificazione. Ripeto, come dicevi tu, tutti gli elementi portano verso questo tipo di riconoscimento. Anche perché c'è un vuoto nel percorso di Filippo, un vuoto temporale. Da Piancavallo di notte salire e scendere fino a questo Pian delle More,
che tempo possiamo ipotizzare ci voglia? Pochissimi minuti, perché questa strada è lunga, in totale circa 12 chilometri. Per 20 minuti a salire, almeno sono strade strette, 20 ce ne vogliono a salire e 20 a scendere. Sì, io credo che l'elemento più particolare sia questo, che la scelta del tragitto, perché noi sappiamo fin dalle prime battute delle indagini che la macchina era stata avvistata a Caneva. Caneva è nella zona pedemontana della provincia di Pordenone, più tardi è stata avvistata a Polcenigo e l'avvistamento successivo era stato alle dighe del Vajont, quindi a una trentina di chilometri passando per. Però la svolta in queste indagini è arrivata soltanto l'altro ieri, quando la telecamera del Piancavallo è stata riaccesa dopo un periodo di manutenzione e ha registrato l'alert, ha registrato appena riaccesa il passaggio dell'auto. A quel punto gli investigatori hanno potuto capire che invece di fare la strada normalissima, quella pedemontana che da Caneva e Polcenigo conduce poi a Erto e Casso, alla diga del Vajont, attraverso gallerie amplissime, è stato scelto di salire in Piancavallo, quindi di fare tutta la salita tortuosa verso il Piancavallo, circa 15 km, e di ridiscendere poi verso il lago di Barcis, una strada assolutamente secondaria che conoscono peraltro in pochi, perché nessun navigatore satellitare ti manderebbe da questa parte. Quindi a quel punto agli investigatori sono venuti i dubbi che potesse essere un luogo, appunto, visto quanto è periferico, idoneo per quel tipo di situazione che si stava delineando. Tu a che ora hai avuto le prime notizie del ritrovamento quest'oggi? Credo attorno alle 12, pochi minuti prima delle 12, quando i vigili del fuoco hanno allertato la loro catena di comando e poi di lì i carabinieri, il pubblico ministero e tutti gli altri. Attorno alle 12, ma già stamattina alle 7 erano in azione sia i vigili del fuoco qui sotto nel lago, qui sottostante, anche con i sommozzatori, e come sicuramente avrai già detto tu e i tuoi spettatori, si sta cercando anche l'auto, perché l'auto dovrebbe essere in Austria, però onestamente effettivamente questo, però a questo punto siccome le ultime tracce erano di qualche giorno fa, di 4 giorni fa in Austria, e qui gli elicotteri stanno continuando a sorvolare la zona, perché a questo punto dice, visto che è un posto come dire, in cui Filippo sa di aver lasciato, se si trattasse di Giulia, qui il corpo di Giulia, le ricerche, diciamo, non sono finite, mentre sono finite per quanto riguarda il ritrovamento di una persona, e per quanto riguarda l'auto, gli elicotteri qui attorno stanno cercando di capire se c'è anche l'auto magari rientrata in qualche modo e non registrata. Ricordiamo che i criminologi sostengono che una persona normale come Filippo, se ha fatto quello che purtroppo ormai tutti sospettiamo possa aver fatto, difficilmente regge la pressione psicologica di quello che ha fatto, difficilmente riesce a consegnarsi pensando da domani vedo i giornali, comunque so di essere il criminale, l'assassino, e passo il resto della vita in galera. Il profilo in questi casi purtroppo tipico è del suicidio. È inutile negarselo, e quindi potrebbe persino essere, come diceva il collega, tornato nel luogo dove ipotizziamo potrebbe aver deciso di abbandonare il corpo della sua ex fidanzata, forse voleva laurearsi con lei, forse ha deciso di morire con lei nello stesso posto, potrebbe avere un senso sentimentale nei confronti di una ragazza che lui comunque amava, l'avrebbe voluta per lui. Noi abbiamo visto i colleghi che si erano fermati qui con noi perché ci mandavano giù, tornare a tentare verso la risalita verso il posto di blocco, e vediamo che non sono ridiscesi, quindi forse le forze dell'ordine hanno cambiato qualche predisposizione? No, da quello sono in contatto, da quello che semplicemente stanno facendo le immagini del posto di blocco, perché la strada è completamente... devo dire che noi le abbiamo fatte all'inizio, sì, ma non le lasciavano neanche fare ad alcuni colleghi. La strada è completamente bloccata per un tratto di circa 4 km, sia a nord è bloccata dai carabinieri del Piancavallo, a sud dai carabinieri della stazione di Monterello Valcellina, per circa 4 km non passa nessuno, e io dico anche giustamente, perché questo è un momento importante per le indagini. Noi possiamo svolgere anche da qui nel rispetto della famiglia. Io devo dire che faccio un confronto. Noi purtroppo arrivammo a Santo Stefano di Cadore quando c'era stata quella drammatica tragedia dell'investimento delle persone. Quando arrivammo c'erano ancora a vista
i corpi coperti dalle lenzuola e noi per garbo non inquadrammo, però non ci fu vietato. Mi domando per quale motivo tengono così distante da una zona che potevano limitare in maniera sinceramente molto più ristretta, sempre nel rispetto ovviamente della tragedia. Io penso che il povero padre, penso alla sorella, penso alla famiglia, ma anche alla famiglia del ragazzo, perché certamente se questo ha fatto essere i genitori di Filippo in questo momento, non è molto più facile che essere i genitori della ragazza. Guarda, rispetto prima di tutto, e poi una questione tecnica: la strada è chiusa al traffico dal 15 novembre fino a quando è, quindi tecnicamente le forze dell'ordine non fanno entrare le persone che non sono autorizzate, soltanto i frontisti possono farlo, e quindi tecnicamente siamo in una zona in cui il traffico è vietato. Il traffico è vietato, e dunque questa è la spiegazione proprio da un punto di vista di legge. Allora, io ti ringrazio davvero. Ovviamente torneremo a collegarci con te nel proseguo di questa edizione che è diventata straordinaria e non potrebbe essere altrimenti. Grazie Fabio Fioravanti, grazie al collega Botti per le immagini. Questa è l'area esatta del ritrovamento cerchiata dal nostro Francesco Cerona. Grazie Francesco. Quindi questa è l'area in cui si trova di fatto il nostro Fabio Fioravanti, questa è l'area rossa, l'area interdetta, lo avete sentito anche al traffico, e dove si stanno completando le operazioni di cui appunto vi stiamo dando conto. Fra pochissimo ritorneremo a Torreglia con Anna De Roberto, torneremo anche a Vigonovo con Anna Maria Parisi. Ritorno però su Mirko Casteller, dottor Casteller. Allora, l'ho interrotta e me ne scuso, lei stava facendo un ragionamento molto profondo e anche molto forte. La violenza è un codice. Non ci sono dubbi. La violenza è un codice, ed è un codice che si apprende da piccoli. È difficile, l'essere umano comprende e apprende le aggressioni e forme aggressive attraverso processi imitativi. Se uno non ha mai visto aggredire, raramente, in percentuali bassissime, aggredisce. Quindi significa, ma non è il caso solo di Filippo, è proprio il caso dell'aggressione del maschio, significa che ci sono, in un contesto familiare o sociale che si frequenta, si è respirata comunque quella dinamica. Certo che da forme aggressive e lesioniste ad arrivare a situazioni come quelle che vediamo qui, per questo caso qui, la situazione è ben diversa. Cioè qui bisogna parlare, ormai mi sembra di capire, almeno l'avevamo accennato qualche giorno fa, ma qui stiamo parlando di omicidio, quindi questo Filippo, perché anche il termine Filippo, se è un nome confidenziale, oggi è un omicida. Cioè, bisogna usare le parole, e le parole è: stiamo cercando una persona che ha ucciso un'altra persona. Come dissi ieri sera, ho la sensazione che ora gli inquirenti cambieranno totalmente il registro, perché conoscendo poi le pratiche di indagine e le dinamiche, oggi useranno un procedimento di aggressività. Non appena riconosceranno il corpo, a quel punto le ricerche di Filippo cambieranno totalmente. E non sarà facile per nessuna delle due famiglie. Non è facile per la famiglia della vittima, ma non sarà facile, credetemi, nemmeno per la famiglia di chi ha aggredito, perché si troverà all'interno di un vortice inimmaginabile con un figlio che ha ucciso una persona. Allora, dottor Casteller, resti con noi, perché il suo supporto in questo momento è preziosissimo, anche per darci tutti gli strumenti per capire quello che sta accadendo, che è impattante dal punto di vista emotivo. Allora, fra poco si collega anche Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione e alle pari opportunità, ma c'è Anna Maria Parisi. Il momento è tragico, ci stringiamo attorno alla famiglia, il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Adesso è il momento del dolore, è altrettanto il momento dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche. Contiamo ancora nel lavoro delle forze dell'ordine, ma vi chiediamo davvero un momento di pazienza, di rispetto, di sensibilità, perché la tragedia è indescrivibile e lo è anche
per noi professionisti, di poterlo dire a nome di tutti, quindi vi chiediamo un attimo di discrezione, di comprensione e magari anche di vicinanza. Avvocato, quando siete stati raggiunti dalla notizia o quando è stata raggiunta dalla notizia la famiglia? Mi ha chiamato personalmente il procuratore per comunicarmelo e ho potuto per fortuna dirlo al papà prima che lo venisse a sapere da altre fonti, che sarebbe stata, credo, una cosa non tanto buona. Il papà si sta recando lì adesso a Barcis? Su questo non mi voglio esprimere. Possiamo chiedere almeno, papà, so che è provato ovviamente, chiaramente, ma qual è il sentimento? Io so che già martedì lui era, insomma il suo pensiero era... Guardi, le rispondo così, ci sarà un momento in cui a queste domande risponderà il papà, non voglio rispondere io per lui, io faccio l'avvocato. Avvocato, le posso chiedere invece se ci sono notizie riguardo Filippo invece, qualche novità? Non ne so nulla. Tracciamento, non so della Non so nulla, non sappiamo. Sapete che è stata trovata anche la macchina vicino al lago di Barcis? Io di questo non so nulla e non commento. In che condizioni è stato trovato il corpo di Giulia? Tarda mattinata, a me. Sì. Adesso che ora? Beh, tarda mattinata penso sia sufficiente. Grazie avvocato. Grazie. Allora, Anna Maria, fammi dare una notizia. Ecco, Christian. Allora, sì. Chiaramente hanno chiesto dell'auto perché l'auto sarebbe stata davvero ritrovata. Siamo in attesa delle conferme ufficiali, ma pare proprio di sì. Fra poco mi collegherò con Fabio Fioravanzi, non so, forse Fabio mi sente, forse si è ibridato, questo è il gergo che utilizziamo in questi casi. Fabio Fioravanzi ci sente per caso? Tony? Non ci sente, però anche l'auto sarebbe stata ritrovata. Anna Maria. Sì, intanto vediamo che ci sono altre persone che si stanno avvicendando qui nella casa della famiglia Cecchettin, naturalmente fortemente provata da questa terribile notizia, questa notizia che appunto li ha raggiunti, come abbiamo sentito nelle parole dell'avvocato, questa mattina. Però volevo dirti una cosa, che la notizia dell'auto è una notizia che deve arrivare ancora, per cui si attende ancora a conferma, ma che è comunque confermata a più riprese da più fonti investigative, anche se non direttamente dalla Procura di Venezia. E c'è un mistero attorno al ritrovamento dell'auto, che sembra essere stata ritrovata oggi nel parcheggio del lago di Barcis, e di qui il mistero, perché fino a ieri di quest'auto sembra, e il condizionale d'obbligo, Christian, che non ci fosse traccia di quest'auto, dell'auto della grande punto nera nel parcheggio di Barcis, ma soltanto da oggi l'auto sembra essere misteriosamente riapparsa dal nulla, e quindi da qui, se così fosse, si aprirebbero più piste di indagini. Una fra tutte che potrebbe essere che Filippo abbia voluto, sia rientrato da Lienz, dove era stato avvistato mercoledì scorso con il Targa System, sia rientrato per delle stradine diciamo così traverse rispetto a quelle che sono comunque monitorate dai Targa System verso la zona del lago di Barcis, abbia parcheggiato l'auto lì e abbia addirittura come dire, preso il corpo già privo di vita di Giulia e l'abbia fatto ritrovare nel canalone dove è stato ritrovato questa mattina. Se così fosse, potrebbe essere che gli inquirenti siano sulle sue tracce, sempre che lui sia rimasto nei paraggi e a piedi. Ecco, questa è una delle ipotesi che sta prendendo piede proprio in queste ore. Sono tutte notizie comunque che restano a livello di ipotesi e non di tesi, perché non arrivano conferme dalla Procura
procura di Venezia. Quindi il ritrovamento dell'auto che c'è, è stata ritrovata questa mattina, però non si capisce se sia stata ritrovata oggi o nei giorni precedenti, quando sembra, sempre fino a ieri sera, dell'auto non ci fosse traccia nel parcheggio del lago dove è stata rinvenuta questa mattina. E quindi capisci che evidentemente, se così fosse, potrebbe essere, e ripeto il condizionale è d'obbligo, che gli inquirenti siano sulle tracce anche di Filippo. Arrivati a questo punto mi pare di capire che gli eventi stanno prendendo una china tutto sommato veloce e improvvisa, anche con questo ulteriore ritrovamento. E fra pochissimo, avete visto le immagini, però sempre... Prego Anna. Sì, vorrei aggiungere, Christian, per professionalità della cronaca e della notizia, che queste notizie non sono state confermate dalla Procura di Venezia. Arrivano le conferme da più fonti investigative, ma non da quella principe, la Procura di Venezia, da quella regina, la Procura di Venezia. Fai benissimo a sottolinearlo, fai molto bene. Anna Maria, ti ringrazio. E comunque adesso chiederemo conferma fra pochissimo anche a Fabio Fioravanzi. Allora, Anna Maria, mi pare che per il momento tu non abbia ulteriori aggiornamenti, o sì? Per il momento no, non ci sono aggiornamenti, se non volevo farti vedere con le immagini di Simone Merlo a te e ai nostri telespettatori da casa di come la strada sia stata blindata. Hanno messo delle transenne per non permettere il transito a nessuno, e nel frattempo, ecco, vedi nei cancelli della casa di Giulia Cecchettin è stato appena appeso questo pupazzetto con un fiore e un bigliettino che insomma non mi sento di aprire sinceramente, perché per rispetto della famiglia magari lo apriremo più tardi chiedendo il permesso. Torniamo da te fra pochissimo. Le immagini in diretta le vedevate? Eccole ancora, non so se mi sente Fabio Fioravanzi. Quella è la zona che vi ho mostrato prima nella mappa predisposta da Francesco Ceron, che sta anche tentando di mettersi in contatto con Elena Donazzana, assessore regionale all'istruzione e alle pari opportunità. Vogliamo un commento a caldo anche di una carica istituzionale che ha un ruolo importante in questo caso decisivo. Non c'è ancora Elena Donazzana, comunque fra poco ci ricollegheremo. Ecco. E allora Maria, cosa dobbiamo? Forse mi senti ancora, Anna Maria? Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ecco, volevo dirti che hanno appunto appeso questo pupazzetto, vediamo con il primo piano delle immagini di Simone Merlo, questo coniglietto bianco e con un cuoricino con la scritta Giulia. Poi qui c'è un biglietto con dei disegni, sembra un biglietto disegnato per mano di un bambino, tutto colorato con delle rondini, una famiglia, delle persone, ma non mi sento di aprirlo, se permetti Christian, perché prima preferirei chiedere il permesso alla Anna famiglia. Maria, allora andiamo da Fioravanzi. Sta partendo la straordinaria, così la giacca vince. Ecco Fabio, forse mi sente? Fabio. Hai guardato la diretta? Allora possiamo vedere magari le immagini. Le auto che scendono dalla zona, probabilmente tutti agenti di polizia, immagino, inquirenti, che si sono recati sul posto, a meno che non abbiano riaperto il tratto alle auto. Mi sente Fabio? Non mi sente, Fabio non mi sente, ci sono problemi probabilmente con l'audio, del resto la zona davvero è poco
coperta, potete anche immaginare. Per avere le evidenze di questo ritrovamento, se anche l'auto sia confermato, è stata ritrovata, e questo cambierebbe gli scenari, cambierebbe la mappa, o comunque a questo punto diventa anche possibile il fatto che Filippo sia arrivato fino all'Alto Bellunese e poi sia ritornato indietro. A questo punto non so più cosa pensare. Chiaramente le prossime ore saranno decisive per capirlo. Chiedo alla regia, c'è qualche collegamento aperto? Tenetemi sempre aggiornato, non c'è problema. C'è la Donazzana al telefono. Assessore Donazzana, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, siamo a dare la notizia di questo ritrovamento, di questo epilogo. Lei ha anche il referato alle pari opportunità, so che ha seguito la vicenda in questi giorni. Che cosa si sente di dire, Donazzana? È nuovamente caduta la linea con Elena Donazzana. Ok, cerchiamo di ripristinarla. Riusciamo ad andare con Fabio Fioravanzi in presa diretta? C'è la Donazzana, ok. Assessore Donazzana, adesso la risentiamo. Sì, dicevo che è una giornata di una tristezza infinita, perché speravamo tutti che l'epilogo fosse diverso, ci siamo illusi che l'amore fosse vero, cioè che non si possa fare del male alla persona che si dice di amare. L'amore non è possesso, ci sono tante pagine di cronaca a cui purtroppo si aggiungerà quella di Giulia, dove un malo intendimento del termine amore è quello di faccio dell'altra persona ciò che voglio, ma non è così. E la cosa più drammatica è che speravamo appunto che ci fosse alla fine una storia, almeno nel doloroso, comunque doloroso fine, un fine diverso. Invece l'andare delle ore ci allontanava da questa speranza, e questa è una cronaca brutta, annunciata per certi aspetti, perché quando non si riesce poi a trovare la voce della ragione, anche nell'amore, l'amore non è irrazionale, l'amore è ragionevolezza, è rispetto dell'altra persona. Allora guardi Christian, proprio per come state seguendo e come sempre insomma, mi colpisce anche l'approccio e la delicatezza con cui affrontate questa orribile vicenda. Noi dobbiamo veramente provare a capire che cosa scatta nella testa di queste persone che non sono più così isolate, così singole. Le immagini di Giulia ci hanno colpito, una ragazza che potevamo conoscere tutti. Dal sorriso straordinario, dalla voglia di vivere, le immagini di questo vostro servizio ci restituiscono una ragazza come deve essere, alla sua età, bella, proiettata al futuro, con il sorriso, con la voglia di scherzare, di vivere l'amore con la leggerezza che deve essere, cioè quello della conoscenza reciproca. Ecco, è la reciprocità, cioè quello di sapere che l'altro resta comunque un altro da te, che non è una tua proprietà, che non puoi fare quello che vuoi, che non puoi avere talmente tanto egoismo da dire se non corrispondi ai miei desideri tu non meriti. Ecco, questa è la tragedia. Assessore, la reciprocità e l'indipendenza affettiva. Le chiedo di rimanere un attimo con noi. Vorrei ritornare dal dottor Casteller, perché lei ha toccato dei temi fondamentali, Assessore. Casteller. Le parole dell'assessore sono emblematiche perché fanno sintesi di quelle che poi noi vediamo in pratica clinica. Il senso dell'amore, che non è possesso, è l'elemento distintivo in un rapporto che non sia patologico. Il problema in questo sta che la devianza nel rapporto con l'amore si respira quasi sempre alle origini. Nessuno di noi diventa aggressivo verso l'altro in modo spontaneo o casuale.
Esistono dei modelli, esistono dei costrutti primari che in qualche modo, in qualche luogo, socialmente o in modo familiare si assorbono. Poi esistono dei filtri sociali che ci limitano nell'azione, nella morale e nell'etica, però le forme aggressive e soprattutto nel possesso dell'altro bisogna averle viste prima, altrimenti non si replicano. E questo è un dato importante, perché un'educazione sul concetto del rispetto dell'altro, che sia esso affettiva o non affettiva, è fondamentale, e in questo l'assessore ha tracciato in modo molto chiaro quelle che sono le dinamiche di un rapporto che non sia patologico. E non è solo maschile l'aggressione. Io in pratica clinica vedo anche molte donne che hanno azioni devastanti nei confronti degli uomini, fino addirittura all'aggressione, perché il concetto non è maschile o femminile, il concetto è la proprietà e il possesso, come ha sottolineato bene l'assessore. L'amore non è maschile e femminile, l'amore sta ben sopra la sessualità. È che quando noi l'amore lo decliniamo con una logica di tu sei mio, a quel punto lì è patologia. Perché l'amore, come diceva nell'antica Grecia, è il legame tra la follia e la ragione, di ognuno di noi però, non di una coppia. Quindi la singolarità nella coppia va sempre rispettata, altrimenti non è amore, è qualcos'altro, è una proprietà, sei mio, sei tuo, ma non è certamente amore. Donazzan, lei ha detto che questa è una giornata molto triste per il Veneto. Io a memoria non ricordo così tanta partecipazione, compassione, empatia collettiva. Perché Giulia è figlia nostra. Giulia potrebbe essere mia nipote, potrebbe essere sua sorella, potrebbe essere la ragazza della contrada che ha un sogno, quello di realizzare il proprio percorso di studi, che lascia il paese, che va a studiare in città, che vive la sua dimensione di non protezione, no, della famiglia per avventurarsi in una bella avventura che è la vita. La vita è una bella, bellissima avventura, ma deve trovare in questa avventura delle regole, che sono le regole della vita, del rispetto. Ma guardi, vale per tutti, io credo che sia un elemento su cui dobbiamo interrogarci tutti, proprio perché Giulia la sentiamo nostra. Ecco perché Christian lei ha riconosciuto tanta e tale partecipazione, perché sentiamo che potrebbe essere nostra. E non nostra in prima persona. L'amore più grande credo sia proprio la generosità di un padre, di una madre verso un figlio. Non esiste amore più totale di questo. Ecco perché Giulia, cioè la giovane Giulia, ci stravolge, ci colpisce, perché è l'elemento della fragilità della nostra famiglia allargata. Però guardate, questo ennesimo fatto gravissimo come ha detto anche il dottor Casteller, di non comprensione che l'amore non è possesso. Io ho provato a dirlo, leggo molto in questo, mi sono formata sui testi dell'esimia professoressa Lucangeli e poi. Quindi due donne che su questo tema dell'amore hanno scritto, che mi invitano sempre a dire: ma nelle scuole parlate non di educazione sessuale, parlate di educazione all'affettività. E questo è un argomento. L'affettività non è la sessualità. Oggi si fa tanta educazione sessuale, Christian, cioè come se il rapporto tra un uomo e una donna potesse essere una forma meccanicistica. Il rapporto tra persone è un rapporto di affettività, di buona relazione affettiva. Di Giulia che abbraccia l'albero con il sorriso, quell'immagine che sto vedendo ora. Meglio ancora tra due persone, tra una ragazza e un ragazzo che si scoprono, ma nessuno possiede l'altro. Neanche quando ci si sposa l'uno possiede l'altro, nessuno è proprietà di un altro. Nessuno è proprietà di un altro, e io la ringrazio, Assessore Donazzan, per queste sue riflessioni. Buon lavoro davvero. Grazie a voi per questa trasmissione così approfondita, nonostante la gravità e il dolore che immagino colpiscano voi come me. Grazie. Assolutamente, grazie Assessore. Fra poco ci ricollegheremo con Fabio Fioravanzi, abbiamo anche Anna De Roberto che sarà raggiunta dal sindaco di Torreglia. Dottor
Casteller, Giulia potrebbe essere nostra sorella, nostra figlia, nostra nipote, ma potrebbe essere nostro figlio, nostro fratello, nostro nipote anche Filippo. Sì, infatti l'intervento dell'assessore ha sollevato la familiarità che ognuno di noi in modo quasi istintivo, primordiale, ha con la vittima. Però non dimentichiamo che Filippo può essere tra di noi. Il tema oggi è riuscire a individuare i segnali delle presenze, delle doppie personalità, degli eventi scatenanti dell'aggressività. Non tutti reagiamo allo stesso modo, però abbiamo comportamenti molto, molto simili, solo che abbiamo i costrutti per poterli contenere. Quindi Filippo, e uso una frase molto forte, può essere vicino a ognuno di noi. Non pensiamo sia un demone, non pensiamo sia, per quanto grave sia devastante l'atto che ha fatto, non pensiamo sia una singolarità rara. Sono i filtri sociali e morali che ognuno di noi ha per contenere l'aggressività che permette di essere diversi dall'atto estremo e devastante che ha fatto Filippo. Però dobbiamo iniziare a comprendere che questi ragazzi, e l'ho detto più volte durante le trasmissioni, hanno cambiato, hanno plasmato la loro personalità dal 2020 in poi. Non sono più i ragazzi che noi avevamo in passato. La colpa non è del Covid, sarebbe banale dichiararla. Però tenete presente che queste forme aggressive noi vediamo questo è un caso estremo, ma sono in crescita esponenziale. L'avevamo già detto in tempi non sospetti. Quello che a me preoccupa, oltre all'atto del ventenne e del 22enne, è che quando i ventenni di oggi hanno maturato queste forme aggressive, ce li troveremo a 40 anni. E guardi che un quarantenne che ha una forma di bipolarità, l'aggressività omicida è costante, non è casuale. Allora, dottore... E quindi possiamo aspettarci una crescita di fenomeni come quelli che stiamo vivendo, che vanno ben oltre l'elemento dell'aggressività per il possesso d'amore. Questo è molto inquietante e ci ritorneremo. Anna De Roberto è a Torreglia, come sapete. Anna. Sì, Cristian, siamo qua. Allora ci ha raggiunto davvero da pochissimi secondi il sindaco di Torreglia che conosceva la famiglia, non benissimo come ci riferisce, ma la conosceva e come noi questa mattina ha appreso la notizia del ritrovamento del corpo e del fatto che poi quel corpo appartenga a Giulia Cecchettin. Come l'ha saputo? L'ho appreso dai giornali, come dai media, insomma non avevo avuto indicazioni dalle forze dell'ordine, che comunque eravamo in contatto, e l'ho preso dai telegiornali, insomma, locali, ecco. È stato in contatto con la famiglia in questi giorni? Sì, ci scambiavamo alcuni messaggi, ho cercato di esprimere solidarietà nei confronti di questa famiglia e tutto sommato va anche rispettato il momento difficile che la famiglia di Filippo sicuramente sta affrontando oggi e dovrà affrontare nei prossimi giorni, insomma. C'era il sospetto di questo tragico epilogo tra le parole, le espressioni di questa mamma e questo papà? Probabilmente sì, ma la speranza è sempre ci si lega sempre a un filo di speranza. Ecco, questo è il messaggio che nei giorni scorsi ci si aggrappava sostanzialmente. Comunque il pensiero in questo momento, l'unico pensiero che si può fare è rivolto alla famiglia di Giulia, al papà Gino, alla sorella Elena, insomma, in questo momento sicuramente difficile. Esprimo grande solidarietà da parte di tutta la comunità di Torreglia nei confronti di questa famiglia e nei confronti della comunità stessa di Vigonovo, dove la ragazza era in qualche modo conosciuta, ecco. A Torreglia c'è una comunità comunque con il fiato sospeso. Lei che voci sta percependo, che cosa sente, che cosa le stanno dicendo i suoi cittadini? La comunità ha vissuto come tutti questi giorni con angoscia, con inquietudine, nell'attesa, sempre nella speranza che la situazione si risolvesse nel migliore dei modi. Questo è quello che tutti abbiamo vissuto. Oggi la comunità si stringerà sicuramente a questo dolore per la notizia ricevuta e si stringerà in qualche modo anche alla famiglia di Filippo, perché è giusto sia così, insomma. Lei oggi andrà da loro, li sentirà, sa dove sono? No, in questo momento no, non ho notizie.
Ecco Christian, nessuno in questo momento sa dove si trovi la famiglia. Potrebbe essere, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo, presso il comando dei Carabinieri di Venezia. Abbiamo avuto la certezza che i genitori di Filippo non sono stati convocati al comando dei Carabinieri di Teolo, dove peraltro erano andati, ricorderete, 2 giorni fa per portare il computer dal quale evidentemente si cerca di avere delle risposte in più in merito alla premeditazione che il ragazzo possa aver avuto nel compiere un gesto di questo tipo. Ricordiamo che adesso ovviamente Filippo Turetta è indagato per omicidio, non è più tentato omicidio ma è omicidio, quindi cambia anche il capo di imputazione. Abbiamo la certezza che i genitori non si trovino a Teolo, potrebbero essere già a Venezia, non stanno andando al lago di Barcis come inizialmente si era ipotizzato. Io personalmente ho comunicato via SMS con il legale di Filippo Turetta, Emanuele Compagno, che mi ha detto no, non andremo a Barcis, siamo impegnati, non vi possiamo rispondere, proprio perché evidentemente come noi qui ci sono tantissimi altri giornalisti che stanno cercando di capire e provando anche ad intercettare i genitori. Ci sposteremo poi da Don Franco che conosceva la famiglia, conosceva Filippo, conosce il fratello, perché ovviamente adesso sono ore di apprensione per le sorti di Filippo, proprio perché come avrete sentito l'auto di Filippo sarebbe stata trovata. Questa è l'ultima notizia che abbiamo. Non avete sentito le parole del sindaco, la speranza fino all'ultimo è rimasta accesa ed è stata evidentemente spenta. Questo è, l'auto sarebbe stata trovata, utilizziamo ancora il condizionale. Fabio Fioravanzi, allora non so se riusciamo, vedo lo zio di Giulia, riusciamo a collegarci con Vigonovo, Anna Maria Parisi? No, vedo che non rilascia dichiarazioni, vedo che non sta rilasciando dichiarazioni. Chiaramente possiamo comprendere il momento e ci mancherebbe altro. Noi chiaramente stiamo documentando tutti e 3 i fronti, Vigonovo, Torreglia, Barcis, dove sarebbe stata ritrovata l'auto di Filippo, e da lì si aprono tantissimi interrogativi, davvero tanti interrogativi, proprio sui suoi movimenti, sull'andata, su un eventuale ritorno. Facciamo così, ci riallineiamo perché dobbiamo andare assolutamente da Fabio Fioravanzi, poi ritorniamo da Anna De Roberto che continuerà a raccogliere delle testimonianze, ritorneremo anche a Vigonovo dalla famiglia Cecchettin, ma appunto mi pare che non ci sia voglia di parlare. Ieri sera abbiamo sentito lo zio, il cugino, la speranza era ancora accesa, quindi vi do appuntamento a fra pochissimo. Pubblicità. Allora riprendiamo, anche l'auto di Filippo sarebbe stata ritrovata. È tutto da confermare, tutto è in corso, sono attimi, minuti più che attimi, ore concitatissime, lo potete immaginare. Queste sono le immagini che arrivano da Barcis relative al campo base, ce ne sono diverse che appunto ci vengono inviate dai nostri collaboratori, colleghi. Fra poco sul posto arriverà anche Daniela Sizzia per ulteriori aggiornamenti, quindi potrebbe esserci anche questo ulteriore tassello nella giornata di oggi. Ero al telefono con Fabio Fioravanzi che è sul posto con Stefano Bozzi. In questo momento si sono divisi proprio per capire in quale direzione stanno andando le forze dell'ordine, perché appunto ci sono degli aspetti da chiarire.
Mirko Casteller, cosa dobbiamo aspettarci? Allora, in queste situazioni, anche se sono purtroppo sempre più frequenti su scala nazionale, io vedo due scenari. Questa volta spero veramente di sbagliarmi rispetto alle altre due volte. Il primo scenario è che in tempi brevi riescano a trovare Filippo. Più si allungheranno i tempi, più il soggetto in fuga diventerà consapevole del giudizio proiettivo della società verso la sua famiglia di origine. Quindi alla colpa, se percepita, di aver tolto la vita a una persona, si aggiungerà il giudizio, la negatività che verrà proiettata sulla sua famiglia in quanto lui figlio che ha ucciso una persona. Se succede questo, l'epilogo può essere solo uno di solito. Noi non troveremo Filippo vivo. Diciamo che la sua esperienza porta a questo tipo di conclusioni fondamentalmente. Ripeto, il quadro, l'analisi di dati oggettivi rischia di orientare sia in un senso che nell'altro. Tutti noi auspichiamo che gli inquirenti in breve tempo trovino Filippo e ovviamente pagherà le conseguenze di un atto estremo, su questo non ci saranno dubbi. Più si allungheranno i tempi, e i tempi possono essere già quantificati. Di solito in questi casi da oggi dobbiamo contare 3 giorni. Quindi se Filippo non viene ritrovato, rintracciato entro lunedì, martedì, il rischio è che ci siano, che non prevalga il concetto di fuga, ma prevalga il concetto di annullarsi. Il tema è annullarsi, annullarsi. Diciamo perché che c'è una forte differenza tra un atto suicidario e un atto di annullamento. Il suicida, colui che si suicida, è colui che valuta negativamente la vita, che non è soddisfatto della propria esistenza, e ha un atto suicidario. In questi casi non ci si suicida, in questi casi se ci si toglie la vita, ci si toglie come annullamento, cioè io ho colpa, so che ho sbagliato, non voglio pagarne le conseguenze, non sono all'altezza, non posso sopportarlo. E voglio cancellare tutto, quindi, come se nulla fosse mai esistito. Assolutamente sì, direi che la Slepoi, la collega, in sua intervista ha usato proprio questo termine che è tipico, che è quello del spegnersi, dell'annullarsi, del cancellarsi, che è un atto completamente diverso dall'atto suicidario per il disagio sociale, non c'entra assolutamente nulla. Questo è proprio un non voler più essere ricordato con gli atti estremi che ovviamente mi auguro che gli inquirenti lo trovino prima. Quindi lei dice la pratica ci suggerisce che dal momento in cui il soggetto viene in qualche modo scoperto o cade l'impalcatura della sua progettualità, ci sono 3 giorni di tempo fondamentalmente. Diventa una corsa contro il tempo per salvare Filippo, se ancora si può salvare. Certo, io ieri sera dissi che Giulia per lui era un feticcio che stava trasportando, che si stava spostando, che si stava spostando con lui. Nel momento in cui abbandona questo corpo, non lo percepisce ancora come un corpo senza vita. Quando è che diventa il corpo assente e senza vita? Nel momento in cui diventa pubblico che il corpo è stato riconosciuto, che Giulia non c'è più. A quel punto la sua mente si rende conto totalmente dell'atto che ha fatto. A questo si aggiungerà l'altro aspetto, che è ancora più frustrante del primo, mi creda, che è quello del giudizio che verrà dato alla sua famiglia di origine, a suo padre, a sua madre, ai suoi familiari. Quel giudizio là peserà in modo importante. Potrebbe avere 2 reazioni, che è quello di costituirsi immediatamente, oppure quell'altra reazione che è quella dell'atto estremo. Tutto avverrà nei prossimi 3 giorni, non di più. Grazie dottor Casteller. Grazie a voi ancora per la fiducia. Come sempre, grazie, buon lavoro. Puntuale e molto diretto, molto chiaro, però del resto bisogna essere chiari e soprattutto in questi casi, perché parliamo anche di violenza contro le donne, parliamo di un fenomeno ben preciso. Grazie Casteller, grazie davvero. Allora, la svolta nell'indagine è arrivata quindi giovedì mattina,
cerchiamo di fare il punto in maniera del tutto casuale. Quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica a Piancavallo è stata riaccesa dopo 4 giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi pur senza trasmetterli al sistema operativo. Alla riaccensione dunque è scattato l'alert per il transito dell'automobile di Filippo. Quindi lo capite bene cosa è successo. Trattandosi di una zona completamente periferica e per la quale Filippo aveva fatto una deviazione anomala rispetto al successivo rilevamento alla diga del Vajont, gli investigatori hanno immediatamente iniziato a battere palmo a palmo i 12 chilometri di strada che separano Piancavallo dal lago di Barcis, dove si è concentrata l'attenzione dei carabinieri. Mi sente per caso Fabio Fioravanzi, Tony? Non mi sente, però sicuramente mi sente Christian Demma dell'associazione Furti in Corso, che in questi giorni ci sta aiutando. Perché Furti in Corso? Perché Furti in Corso è un'associazione che si occupa del contrasto ai furti, ma ben conosce il sistema di videosorveglianza a nord-est sostanzialmente. Demma è un esperto del settore. Appresa questa notizia, cioè la svolta è arrivata da questa telecamera che per 4 giorni è rimasta chiusa per manutenzione. Demma. Allora, intanto mi permetto di fare le condoglianze alla famiglia Cecchettin, le ho fatte personalmente poi anche sul gruppo da 20.000 persone che siamo e siamo abbastanza scioccati. E per quanto riguarda il discorso delle telecamere, adesso stavo apprendendo ora che stanno anche cercando di vedere se quest'auto è di nuovo lì nella zona e quindi se era tornato nella notte o meno, e anche lì ci mancherebbero i varchi di rientro in Italia, no? Quindi tanto per entrare sul discorso dei famosi varchi, se sono utili o meno, o se possono essere, quelli sono, io continuo a dire che sono dei varchi che sono di prevenzione, no? Quindi non possono essere utilizzati per una repressione dei reati, perché possono solo preavvisare qualcosa che in questo momento ci ha fatto capire benissimo che sono stati utili alla ricostruzione un po' dei movimenti loro, dei movimenti del ragazzo, però oggettivamente anche lì telecamera ferma da 4 giorni, se fosse stata funzionante e correttamente anche sostituita in fase di manutenzione, avrebbe permesso veramente forse di prenderlo prima, di evitare il peggio, non lo so. Quindi si parla sempre troppo un po' alla leggera di telecamere, e invece bisognerebbe investire in maniera completamente diversa e non solo fermarsi a inserire la telecamera e lasciarla lì come per far vedere un trofeo: ho messo la telecamera, adesso il mio l'ho fatto, ma poi investire nel resto, nella sicurezza, perché 100.000 telecamere non possono sopperire poi la mancanza di personale delle forze dell'ordine. Quindi è un problema una telecamera ferma da tutti quei giorni. Allora, è un grosso problema. Questo potrebbe aver ritardato qualcosa, secondo lei? Ma assolutamente, senza ombra di dubbio questo ha ritardato tantissimo, perché qui abbiamo capito che si parla quasi di ore, no? Non più di giorni di differenza, di buchi e via. Quindi quella poteva dare una svolta incredibile alle indagini con una segnalazione istantanea, perché ricordiamoci che quando il varco, l'auto viene presa dal varco, diciamo è abbastanza immediata, no? La comunicazione della targa. Se questo avveniva, cioè, non ci vuole tanto a capire che dava una svolta totale alle indagini in corso. Invece siamo all'ennesima cosa, che quando facciamo una cosa che può funzionare e poi la lasciamo lì in disuso, purtroppo, perché tanto cosa vuoi che succeda? E invece no, invece queste cose succedono, e forse è ora di capire che queste cose succedono sempre più spesso ed è importante che ci sia la videosorveglianza. Ecco, quindi diciamo che si poteva intervenire prima. Questo è il fatto, parliamoci chiaramente, Demma. Secondo me si poteva, ma si doveva intervenire prima. Abbiamo ancora, io continuo a dire, troppi comuni che non investono neanche un centesimo in una telecamera. L'avevo detto ieri sera, lo posso ripetere oggi per cortesia, che così abbiamo dovuto capire la dinamica da una telecamera di un privato
dell'azienda privata di come era andato il litigio, no? Quindi ci rendiamo conto, è vero che non possiamo riempirci di telecamere, ma nelle vie principali, anche nelle vie secondarie abbiamo capito che se una persona conosce delle viuzze riesce quasi a evitare i varchi, no? Quindi quello di San Candido non poteva evitarlo perché quella era l'entrata, però adesso ci manca forse il rientro, ma io mi auguro anche da un certo punto di vista, scusate di no, perché se abbiamo perso totalmente le tracce con tutti questi varchi, tutta la pubblicità di questi varchi, allora abbiamo un problema serio, dobbiamo ricapire come gestire tutta questa videosorveglianza, ma non da domani, da oggi, perché sennò non andiamo più avanti. Cioè, Però, ma noi telecamere nei nostri territori ne vediamo tantissime, quindi significa che non funzionano, che non sono interconnesse, che non dialogano fra di loro. Forse non c'è nemmeno un dialogo fra forze dell'ordine a questo punto? Ma secondo me poi alla fine, scusate, posso essere un po' cattivo, ma è anche il caso di farlo ogni tanto, no? Secondo me ci stanno sempre dicendo che sono tutti interconnessi con un mega cervello elettronico che controlla tutto, e poi alla fine oggi ci serviva e casualmente questo non c'è. Allora a questo punto credo che molto spesso queste stazioni, queste visioni di questi varchi non sono interconnessi tra di loro, magari devono parlarsi tramite un canale Telegram per chiedere la targa di uno o dell'altro, intanto sono minuti preziosi, cioè oggi un varco viene passato, già dopo 20 minuti quella macchina è introvabile oggettivamente, perché basta che prenda 1000 stradine e non ci siamo più, quindi bisogna veramente capire di reinvestire in maniera completamente diversa, di essere interconnessi tutti in una centrale unica senza un po' di campanilismo di chi arriva prima o dopo, no? Alla fine è l'esito che conta, la ricerca, non tanto chi ha avuto il merito di aver trovato o meno la persona o la macchina. Quindi forse anche un po' più di umiltà da parte delle alte sfere, dove tutti insieme si danno una mano e danno una mano a noi. Allora, Demma, questi casi a volte aprono dei fronti e questo mi sembra un fronte, perché tutti noi, giornalisti compresi, parliamo spesso di telecamere come di una soluzione o comunque come di un aiuto, non dico fondamentale, però insomma importante alla lotta alla criminalità. Forse dobbiamo rivedere questa enfasi? Sì, secondo me dobbiamo rivederla, dobbiamo anche far sì e capire che queste telecamere, come ripeto, non sono preventive dei reati, ma possono dare una mano a ricostruire in realtà purtroppo il reato, no? In sé, senza star lì a volte a vedere se c'è una privacy o meno, divisione, divisi o meno, cioè quando c'è un reato punto stop, in 2 secondi bisogna aprire le telecamere, vedere quello che c'è senza star lì a farsi troppi pensieri, perché dopo, ripeto, ore e ore per capire se posso visionare o meno l'immagine crea veramente delle possibilità di fuga abbastanza immediate. È ora, io credo che da questa tragedia, perché tragedia è e ci sta spezzando il cuore a tutti, scusate ma anche la voce tremola ce l'ho per forza, bisogna purtroppo che impariamo a gestire molto molto meglio e diversamente questo sistema di videosorveglianza, prendendo a braccetto comune per comune, provincia per provincia, e far capire che il fine deve essere totale per tutti e non deve essere, ripeto, scusate, un campanilismo di ogni comune, ogni provincia e via, no? Cioè, abbiamo dei comuni comunque che sono senza telecamere, Cioè, ci sono dei comuni che ne hanno 200, dei comuni che ne hanno 0. Cioè, quindi c'è ancora una mancanza e ogni comune tra di loro non si parla e non si spiegano neanche come aggiungere telecamere e via dicendo. Quello che ho sempre cercato di fare io, no? Dal legame tra i vari comuni, e purtroppo questo è sempre più difficile perché ci sono principi politici, ci sono campanilismi di partito e alla fine tutto questo porta solo a disperdere le energie. Demma, io la ringrazio, grazie davvero, perché come sempre è stato molto, molto puntuale. Abbiamo capito che se il sistema di videosorveglianza di Piancavallo non fosse stato fuori uso in questi giorni, probabilmente il corso degli eventi avrebbe avuto un altro, non dico esito, ma comunque sarebbe stato un aiuto, mettiamola così. Sì, mettiamola così, esatto. Mettiamola così, perché appunto non è il momento dei giudizi, non è questa nemmeno la sede, però dobbiamo essere anche molto realisti.
Esatto, non si fa giudizi a nessuno, non si punta il dito tra virgolette contro nessuno, però poi i fatti li vediamo tutti, no? E quindi dobbiamo rendercene conto e imparare sempre da questi errori e non far sì che da domani si ripetano. Grazie Demma, grazie Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso Onlus. Chiedo alla regia, vedo sullo schermo Anna De Roberto, forse Anna De Roberto mi sente, penso stia raggiungendo alcuni... Non mi sente, ma vedo che si sta posizionando con nuovi ospiti. Ecco, no, non c'è ancora la nostra Anna De Roberto, che vi ricordo si trova a Torreglia con Federico Cibotto, così come Anna Maria Parisi si trova a Vigonovo, davanti all'abitazione della famiglia Cecchettin, che chiaramente è chiusa nel suo dolore. Avete sentito prima le parole degli avvocati, non ci sono familiari che vogliono commentare questa notizia. Fra pochissimo si collega Anna Maria Parisi, quindi torna Anna Maria a collegarsi con noi. Allora, mettiamo in fila un po' di temi, qualche punto. Allora, partiamo dal titolo della Gazzettino.it. Trovato il cadavere di Giulia Cecchettin, il corpo era in un canalone tra Barcis e Piancavallo, Filippo incastrato dal Targa System. E ne abbiamo parlato, abbiamo visto che sì, è stato incastrato, ma forse con un certo ritardo. Il dubbio: Filippo è ancora in Italia, la sorella di Giulia contro Filippo non voleva che si laureasse prima di lui, e tutti in retroscena. Chiaramente in questo momento si scava anche non solo nelle relazioni, ma si passano a setaccio quasi anche le dichiarazioni rilasciate un po' da tutti i protagonisti di questa vicenda in questi ultimi giorni. Con il nuovo tassello è un punto interrogativo lo stato attuale, sia ben chiaro, di quest'auto, di questa Fiat Punto che sarebbe stata ritrovata. Ci sono minuti, attimi appunto concitati e difficilmente interpretabili nella zona di Barcis, dove per noi per l'appunto ci sono Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, e li sta raggiungendo anche la nostra Daniela Sizzia, perché c'è un'urgenza del racconto, dell'interpretare, anche se vogliamo, quello che sta accadendo. All'apparenza è tutto molto caotico, confuso, ma sicuramente gli inquirenti ne sanno più di noi e non potrebbe essere altrimenti, e si stanno muovendo sulla base di indizi precisi. Del resto la svolta di questi ultimi giorni è fatta di immagini, è fatta di frame che probabilmente noi in questi giorni, in quanto giornalisti, operatori dell'informazione, non abbiamo avuto modo di avere, ed è naturale che sia così, e quindi il fatto che si stia cercando l'auto nei pressi di Barcis, così sembra, e vedremo se lo confermerà fra poco quando si collegherà il nostro Fabio Fioravanzi, non è certo un dettaglio. Così come non è un dettaglio capire il background psicologico di Filippo Turetta. È stato confermato alla nostra Anna De Roberto stamattina, è stato confermato dall'avvocato Emanuele Compagno, che Filippo aveva chiesto l'accesso al
punto psicologico messo a disposizione dall'Università di Padova. Questo non vuol dire niente, perché i momenti di fragilità, di disagio, di supporto sono la norma, è normale chiedere aiuto e così dovrebbe essere, però è chiaro che in questo momento qualsiasi informazione potrebbe fare la differenza, anche perché la partita, se una partita si può ancora giocare, è una partita psicologica. Lo avete sentito poco fa dal dottor Mirko Casteller. Se Filippo è ancora vivo, è una corsa contro il tempo. Per farlo desistere, per farlo ritornare sui propri passi, serve un linguaggio appropriato, serve un linguaggio anche accogliente, non giudicante, per quanto possibile. È chiaro che con l'evoluzione degli eventi alla quale stiamo assistendo è difficile, però è chiaro che in questo preciso momento la priorità è trovare Filippo, capire che cosa è successo. La priorità per i familiari sicuramente di Filippo è che Filippo stia bene, che torni a casa, che questa tragedia non diventi una doppia tragedia. Allora, permettetemi di guardare le comunicazioni dei colleghi. Allora, Anna De Roberto mi dice che per il momento da Torreglia non ci sono aggiornamenti particolari. Il collega Filippo Fois sta raggiungendo la procura di Venezia per avere ovviamente tutte le notizie di prima mano, quindi stiamo tentando di contattare anche il procuratore Cherchi in modo da comunque mettere un punto a tutta questa vicenda, perlomeno fino a questo momento. Allora, chiedo alla regia, abbiamo qualcuno in collegamento? Non ancora? Non è ancora pronto Fabio? Anna Maria Parisi la vedo collegata ma forse non è ibridata, facciamo così, qualche istante di pubblicità, a fra poco.